Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo martedì 10 gennaio per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Vi dico già che avremo numerosi collegamenti con il territorio, tanti i fatti di cui dobbiamo darvi conto. Prima però il sondaggio di Ring che torna anche questa sera in studio con Ferdinando Avarino. Lo vedete, accise e benzina alle stelle, colpa del governo. La domanda è come sempre molto secca, diretta. Se sì, il numero è quello in verde, 0422 162 6691, se no il numero in rosso, 0422 162 6690. Tra l'altro in giornata ci sarà un incontro tra il governo, tra la Premier Meloni e la Guardia di Finanza, perché come sapete l'idea, anzi più che un'idea, un'azione sul tavolo è quella dei controlli a tappeto su tutti i distributori, su tutti gli impianti di carburante. Del resto questa è la notizia con cui apre l'Ansa.it. Oggi il Codacons gasolio in autostrada anche oltre 2,5 euro. Possiamo vedere anche la schermata. Ecco, l'ha presentato l'esposto all'antitrust con il presidente dell'Istat Blangiardo che dice effetto benzina su inflazione, peso sulle fasce deboli. Di questo parleremo a lungo nel corso di questa diretta. Prima però, come sempre, la cronaca. Vi dobbiamo dare conto di un'operazione molto vasta tra le province di Venezia e Padova. Droga, armi ed estorsioni. 11 indagati, di cui 8 da questa mattina ai domiciliari nelle province di Venezia e Padova per spaccio di stupefacenti. Dalle prime ore di oggi, infatti, i carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Venezia, supportati dai comandi provinciali competenti, stanno dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal Tribunale del Riesame di Venezia nei confronti di questi 11 indagati a vario titolo, oltre che per spaccio di droga, anche per altri reati, nell'ambito dell'indagine denominata Hope, che in inglese significa speranza, indagine dalla quale emerge in particolare la storia di un 42enne pregiudicato di Noale, non colpito dalle odierne misure, ma già sottoposto a misura cautelare per questi fatti, per possesso cioè di 1 chilo di cocaina. Nei suoi confronti il Tribunale di Venezia all'epoca aveva disposto il sequestro per equivalente di denaro di veicoli, imbarcazioni e altri beni di lusso per oltre 170.000 euro, ritenuti frutto dello spaccio. Altro sequestro rilevante è quello avvenuto nel febbraio 2020, quando, nell'ipotizzata disponibilità di uno degli indagati di oggi, venne trovato ulteriore stupefacente, documenti in bianco, provento di furto ed un vero e proprio arsenale di 4 fucili, 11 pistole, 2 panetti di esplosivo da oltre mezzo chilo ed una mitraglietta con silenziatore. Sempre per la cronaca andiamo però nel Vicentino. Tifoso ubriaco aggredisce gli agenti, dopo l'arresto è scattato il DASPO con il foglio di via da Vicenza. Forse non abbiamo ancora il servizio da Vicenza, chiedo alla regia. Il foglio di via da Vicenza non c'è ancora. Allora andiamo avanti con il telegiornale. È aperto per caso il collegamento con Anna Maria Parisi? Perfetto, la nostra Anna Maria Parisi da Viale San Marco con Sandro Ponchio che ci aggiorna sull'ennesimo fatto di cronaca, l'ennesimo raid ladresco, se non sbaglio Anna Maria, è così? Confermo, Cristian, buongiorno a te e ai nostri telespettatori. È successo, o comunque è stato scoperto ieri l'ennesimo furto a Mestre, in città a 2 passi dal centro storico. Siamo in Viale San Marco 104, come possiamo vedere con le immagini di Sandro Ponchio. Questa è una zona di grande transito di gente, di grande flusso di gente. C'è l'ufficio postale,
il bar, di fronte a noi la scuola primaria Giacomo Leopardi, quindi anche la scuola secondaria, insomma c'è la cartoleria, la parrucchiera, c'è tanta gente che viene qua. Eppure un altro furto è stato commesso in questo palazzo alla mia destra, al Civico 104. I ladri, sapendo evidentemente che non ci fosse nessuno in casa, sono entrati ed sfondando la porta blindata, anzi per l'esattezza rompendo il cilindretto della porta blindata, sono riusciti ad entrare agendo indisturbati e portando via circa poco meno di 500 euro in contanti. Fatto sta che soltanto 3 mesi prima nello stesso palazzo, sempre al 104 qui a Mestre in Viale San Marco, altro raid con i ladri che, sapendo forse erano a conoscenza del fatto che non ci fosse nessuno in casa, sono entrati mettendo sottosopra il secondo piano sempre dello stesso ingresso al 104A e portando via e arraffando quanto di più potessero trovare. E diciamo appunto che in entrambi i casi, anche nell'ultimo episodio risalente a ieri, i proprietari non erano in casa, quindi si ipotizza che questo sia uno dei palazzi particolarmente attenzionati dai ladri qui, perché se agiscono sempre quando non ci sono i proprietari in casa, viene da pensare naturalmente questo. E sempre a Mestre, nella serata di ieri, furti anche in chiesa, ma stavolta in zona Carpenedo, in Viale Garibaldi, così dalla denuncia del prete, il parroco Don Gianni Antoniazzi, che soltanto a inizio anno aveva nuovamente pubblicato nel giornalino parrocchiale le foto di 2 nuovi ladri, un ragazzo e una ragazza, sorpresi a rubare in chiesa il 1° gennaio. Noi Don Gianni Antoniazzi, Cristiano, l'abbiamo raggiunto al telefono e ha detto che lui adesso è stanco, non pubblicherà più le foto dei ladri, perché dice: questa è una città in mano ai ladri, non è possibile lavorare così. Quanto ci ha riportato anche soltanto ieri un altro artigiano, un altro commerciante della città, dopo che, avendo subito il furto in casa il giorno di Capodanno, lui e la figlia, ieri la figlia si è risvegliata scoprendo l'esercizio commerciale, una pasticceria in via Bissuola, completamente danneggiata, perché i ladri avevano agito alle 3:30 del mattino, così poi dalla ricostruzione anche delle forze dell'ordine, sfondando con un tombino la vetrata del negozio. Capisci, Cristian, che certo. Insomma, effettivamente qui urge un intervento forte con una voce anche, come dire, autoritaria, non soltanto del primo cittadino e del questore, ma evidentemente anche del prefetto. Io riporto quanto mi viene chiesto e detto dalla gente di qua, dalla comunità, oltre che dai commercianti, che sono veramente esasperati. Infatti ricordo che soltanto per quanto attiene alle spaccate con tombino, quindi non vado a fare riferimento ad altri tipi di furti, siamo con una media elevatissima qui a Mestre, avvengono 1 ogni 2 giorni. Effettivamente certo. Così non si può andare avanti. Spesso magari si utilizza la formula, Anna Maria, scene da Far West, magari la utilizziamo a sproposito. In questo caso c'è da dire che sono scene in realtà ordinarie per Mestre, non sono fatti isolati come ci stai raccontando ormai da settimane con puntualità, ma è un fenomeno vero e proprio. Sì, e devo dire che non è retorica quando usiamo l'espressione, quando noi giornalisti usiamo l'espressione scene da Far West, perché effettivamente sono episodi di una violenza non soltanto in sé per sé fisica, in quanto tale questi episodi lo sono, ma anche una violenza forte, psicologica, perché chi subisce
un abuso di questo tipo, Certo. perché di abuso si parla, ha delle ripercussioni da un punto di vista psicologico molto forti. Io sono di Mestre, sono nata e cresciuta a Mestre, Christian, e devo dirti che non ho mai assistito a tanti episodi criminali quali quelli di cui noi puntualmente riportiamo nei nostri telegiornali, oramai con una frequenza più che quotidiana, capisci? Assolutamente, assolutamente, e ne stiamo dando conto. Io ti ringrazio, Anna Maria, grazie a te e a Sandro Ponchio per il lavoro che fate. E noi ritorniamo a Vicenza, adesso il servizio è pronto. Vi parlavo di un tifoso ubriaco che ha aggredito gli agenti. Dopo l'arresto per lui è scattato il DASPO. Non sono rimasti senza conseguenze gli atti di violenza commessi dall'uomo residente nel territorio provinciale vicentino, arrestato domenica sera in piazzetta Palladio al termine dell'incontro di calcio tra Lanerossi Vicenza e Padova. Il questore Paolo Sartori ha emesso nei suoi confronti il decreto di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per 5 anni e il foglio di via obbligatorio dal comune di Vicenza. I fatti si riferiscono alla serata di domenica, quando l'uomo, alterato dall'assunzione di alcolici, intento in atteggiamenti molesti, era stato portato in questura e nel tragitto in auto il crescendo di aggressività. Dagli insulti era arrivato a rompere a pugni il vetro divisorio che lo separava dagli agenti, riuscendo a colpire uno dei poliziotti che, ferito, ha riportato una prognosi di 2 giorni. Per questo era stato arrestato in flagranza per rispondere del reato di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'arrestato era stato anche sanzionato per ubriachezza molesta. Alla luce di questi fatti sono scattati i provvedimenti del questore. Ritorniamo adesso ai fatti di San Donà di Piave, la domenica sera tragica vissuta da 5 ragazzi a bordo di una Seat Ibiza di colore azzurro. Questa Seat che è andata di fatto a sbattere contro un guardrail, il guardrail che si è conficcato nell'abitacolo nella parte posteriore, uccidendo questi 2 ragazzi che vedete, Alessandro Polato, 23 anni, e Maria Chiara Guida, 20 anni. Ecco, vedete le immagini di Maria Chiara. Chiaramente la comunità di San Donà di Piave è letteralmente sotto shock. Perché? Perché erano 2 ragazzi estremamente conosciuti, attivi nel volontariato, i classici 2 bravi ragazzi. Alessandro Polato era anche capo scout alla parrocchia di San Pio X. Fra una settimana avrebbe iniziato un nuovo lavoro in un'azienda di Ceggia, sempre nel veneziano. I ragazzi, questi 5 ragazzi, erano appena partiti dalla casa della ragazza, erano diretti verso il centro del paese. Quella è una strada molto nota, quella che vedete, di fatto è percorsa ogni estate da migliaia, da decine di migliaia di mezzi diretti verso la costa veneta. Siamo nei pressi, per intenderci, del ponte della Vittoria di San Donà di Piave. Ecco, su questa strada particolarmente stretta la macchina, questa Seat Ibiza, è andata a sbattere per i 2 ragazzi che erano sul retro, sulla parte posteriore. Non c'è stato nulla da fare. Per un terzo ragazzo invece le conseguenze sono state meno tragiche. Si trova ancora ricoverato in chirurgia a San Donà di Piave, mentre i 2 passeggeri, il guidatore e il ragazzo che si trovava lato passeggero, tra l'altro fidanzato della ragazza, sono a casa, sono stati dimessi poche ore dopo. Questa quindi l'ennesima tragedia sulle strade del Veneto, ma noi ieri sera siamo ritornati a San Donà di Piave, siamo ritornati, possiamo documentarvi altre testimonianze, il dolore di questa comunità davvero attonita. Queste le testimonianze. Certamente fa molto male vedere questi giovani che terminano la vita così presto. Mi dispiace tanto per i genitori, e penso anche che sia anche colpa di questa crisi, che magari non si fa manutenzione alle macchine, non riusciamo neanche a mantenere le macchine. Potrebbero anche fare qualcosa in più per i giovani, per
penso che questi incidenti sono anche causati perché le macchine magari non riesce a cambiare le gomme. Le strade non è che sono, diciamo, messe bene, diciamo, dal punto di vista, sono danneggiate in più parti. Certo questo non sarà la causa, penso, perché c'è tanti fattori, la velocità può essere stato, la distrazione, qualsiasi cosa può essere successo. Lei conosceva questo? Ho appena guardato adesso le pirfe perché era scout con mio figlio e ci si conosce tutti qui nell'ambito della parrocchia. E poi un'altra cosa, è morto un altro ragazzo di 30 anni che era amico di mio figlio, andava a pescare insieme, quindi ieri o ieri altro nella notte, cioè sono cose un po', non sappiamo più neanche cosa dire, perché veramente un altro ragazzo di 33 anni qui a 90. Non so cosa dire, perché li ho trovati bambini e adesso sono giovanotti. Lo conoscevo solo di vista, mi diceva ciao, ciao. Puoi immaginarsi quanti ragazzi gravitano qua, tra scout, ACR. La gente non ha una bicicletta in mano, comunque ha un mezzo. O qualche volta potrebbe essere successo perché magari chi corre in macchina è disattento, oppure, come succede anche nella maggior parte dei casi, che non è neanche colpa di chi ha il volante della macchina. Comunque ci vuole prudenza per strada. E vi mostro questa immagine che mi è appena stata girata dalla collega Lina Paronetto, un tir proveniente dalla Croazia nel tardo pomeriggio di ieri, lo vedete, si è incastrato, letteralmente incastrato, ecco, così la vedete meglio l'immagine, nel sottopasso di via Selghere, siamo a Villorba, rovesciando sull'asfalto 1000 kg di mais. L'incidente ha causato disagi alla viabilità perché ci sono volute più di 2 ore per liberare il mezzo e pulire la sede stradale sotto il controllo della polizia locale. L'autista del tir è stato multato per non avere rispettato sia il divieto di transito per i mezzi pesanti in via Piave, sia per il mancato rispetto della segnaletica orizzontale che indica l'altezza massima per superare questo sottopasso. Quindi lo vedete, un mezzo che si è letteralmente incastrato. E noi parliamo di sicurezza stradale perché ci sono delle novità molto importanti che arrivano in questi minuti da Trieste. Abbiamo un contributo della nostra redazione di Trieste, di Tele4, che ha intervistato poco fa il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Massimiliano Fedriga, che ha dato una nuova tempistica, una tabella di marcia molto serrata per i lavori sulla 4. Sapete che ne stiamo parlando da mesi, parliamo di uno dei tratti più pericolosi per la sicurezza degli utenti in Italia. Questa la roadmap di Fedriga. Diciamo finalmente si è sbloccato con la registrazione di fine novembre alla Corte dei Conti l'iter e possono finalmente scattare i 120 giorni per il passaggio della concessione da Autovie Venete alla Newco. È un passaggio importante perché ipotizziamo di fare tutte le procedure entro questi 120 giorni e procedere anche con la liquidazione dei privati entro il 1° giugno, quindi del 1° giugno dovrebbe essere operativa la nuova società. Questo ci permette di poter attivare le nuove linee di credito con BEI e CDP per proseguire nei lavori. Devo dire che già oggi noi abbiamo anticipato 100 milioni di euro come Regione proprio per agevolare questo passaggio e oltretutto abbiamo anticipato le risorse per i cavalcavie del tratto fino ad Avisopoli, che è fondamentale ovviamente per tutta la tratta fino a Palmanova. Ritorniamo alla cronaca con 4 giostrai trevigiani che sono stati condannati per la spedizione punitiva in un campo rom rivale a Vigonza nel 2016. Tutti e 4 insieme sono stati condannati in totale a 34 anni di carcere. Il Tribunale collegiale ha emesso la sentenza per 4 giostrai accusati di essere i responsabili di un assalto a colpi di pistola in un campo rom di Pionca di Vigonza nell'ottobre del 2016. I 4 sono Nike Moretti, di 46 anni, di Pianiga, Alain Gabrielli, di 45 anni, domiciliato nell'accampamento di via Casoni a Riese Pio X, Luca Maior, 51 anni, e Thomas Innocenti, di 43, di Vedelago.
sono stati condannati ognuno a 8 anni e 6 mesi per tentato omicidio per aver sparato numerosi proiettili contro le roulotte del clan rivale della famiglia Pavan a Vigonza. E sono usciti dal carcere il 36enne e il 53enne che nella tarda serata di sabato 5 gennaio a Cornuda si erano introdotti nell'appartamento di un 41enne. Il loro conoscente lo avevano colpito con calci e pugni. Questa è la decisione del GIP al termine dell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Santa Bona a Treviso. Avranno semplicemente l'obbligo di presentazione e di firma. I due erano stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Montebelluna dopo che, forzata la porta dell'abitazione, avevano sorpreso l'amico nel sonno e lo avevano pestato selvaggiamente. Gli aggressori erano stati bloccati dai militari dell'Arma, giunti tempestivamente sul posto dopo essere stati allertati da altri residenti. Ma la notizia che crea anche dibattito, anche una certa indignazione c'è da dire, è che sono usciti dal carcere di fatto dopo 4 giorni. E noi adesso apriamo la pagina della politica, poi ci ritorneremo nel corso di questa prima edizione perché è un tema che ha un eco anche internazionale dopo l'assalto dei giorni scorsi al Parlamento brasiliano a Brasilia da parte di diversi sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro. La polemica non si placa in Veneto, soprattutto nella zona di Anguillara, nella cittadina di Anguillara che come sapete un anno fa più o meno aveva conferito a Bolsonaro la cittadinanza onoraria. Facciamo il punto. Il servizio non è ancora pronto. Non è ancora pronto, mi dicono dalla regia. Allora, facciamo così, Alberto, andiamo in pubblicità, poi facciamo il punto partendo proprio da questo servizio e sarà anche elemento di dibattito nella seconda parte della nostra prima edizione. A fra poco, pubblicità. Eccoci qua, rientriamo in diretta per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica anche in questo martedì 10 gennaio a Nord-Est. Vi dicevo prima delle polemiche su Bolsonaro, fra poco il servizio è pronto e avremo anche un dibattito politico su questo, ma c'è un'altra polemica che riguarda da vicino la città di Padova con un Vittorio Sgarbi scatenatissimo e riguarda la statua del Gattamelata. Quando la polemica fa più notizie dello stato di salute della statua, mentre il Gattamelata attende il responso di quello che sarà un lungo check-up sulle sue condizioni, ad animare queste giornate di inizio lavori sono le polemiche tra il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi e la Santa Sede. Ieri, dopo la prima visita al monumento equestre della commissione voluta dalla delegazione pontificia per avviare i monitoraggi, c'è stata la dura risposta del sottosegretario Sgarbi che ha attaccato il gruppo di esperti. Il restauro del Gattamelata è una questione dello Stato italiano, nessuna commissione che non sia nominata dallo Stato ha autorità sul restauro. L'intervento sul monumento equestre deve essere condotto attraverso la competente sovrintendenza, così Sgarbi. Il delegato pontificio Monsignor Fabio Dalcin preferisce non replicare alle sue parole. Ieri mattina, però, prima della visita al Gattamelata, sulle ipotesi di un eventuale spostamento della statua, capolavoro di Donatello che da secoli guarda dall'alto i padovani svettando sul sagrato della Basilica di Sant'Antonio, si era pronunciato così. L'obiettivo primario è tutelare, conservare, intervenire nel restauro per conservare e tramandare quest'opera e comunque sia qualsiasi sia la decisione che ci sarà dopo il parere dei tecnici che valutano lo stato reale di quest'opera in sinergia indubbiamente con il Ministero dei Beni Culturali e della Soprintendenza. Durante il sopralluogo della commissione tecnico-scientifica guidata dal soprintendente Fabrizio Magani si sono già evidenziati alcuni aspetti di criticità, come per esempio alcune fessurazioni sulla statua in cui sono penetrati nel corso degli anni acqua e guano di piccione.
Della commissione fa parte anche lo storico dell'arte Francesco Cagliotti, professore della Scuola Normale di Pisa e tra i massimi esperti in Italia di Donatello. È sicuramente un problema complesso che quindi va valutato con molta attenzione, con molta pazienza e anche molta umiltà. Se si verificasse la necessità, si riscontrasse la necessità di ricoverarla, non penso che sarebbe per negarla o sottrarla al pubblico, magari anche per farla vedere meglio. Qui ci sarebbe eventualmente una copia ben fatta e il museo sarebbe facilmente accessibile, ma insomma sono tutte cose di là da venire. A destare maggiore preoccupazione tra gli esperti è il basamento su cui poggia il cavallo, per cui sarà necessario anche uno studio sismico per valutarne la staticità. Così a Padova, e noi rimaniamo nel Padovano, in zona Padova, perché mi dicono che si è collegato il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti e buona giornata a chi ci ascolta. Buona giornata a lei sindaco. Qui in studio invece lo presento già, poi avremo modo di approfondire la questione. Alessandro Berton, presidente di Union Mare. Non è stagione per parlare di spiagge, in realtà lo è dal punto di vista politico, perché ci sono delle novità anche importanti e non positivissime, va detto, però insomma poi analizzeremo punto su punto con Berton. Però insomma ci sono sia notizie positive che negative. Oggi partiamo da quelle positive perché ne abbiamo bisogno. Una notizia positiva è che le terme di Abano Montegrotto hanno fatto il pieno in queste festività natalizie. È così, sindaco? Sì, è così. Siamo particolarmente soddisfatti di questo periodo. In realtà tutto il 2022 è andato bene. C'è stata anche il ritorno dei stranieri, in particolare tedeschi, francesi, svizzeri, austriaci, che hanno riscoperto dopo il Covid la particolarità delle nostre terme, che hanno un brevetto europeo unico nel loro genere e che sono state riscoperte anche con buoni numeri che fanno preludere a un 2023 altrettanto buono. E lei come se la spiega questa voglia di terme, di turismo termale? Anche perché tra l'altro io e lei più o meno, ma non solo con me, anche con i colleghi, esattamente un anno fa eravamo qua appunto a parlare di un settore in estrema crisi a causa del Covid, delle restrizioni per esempio poi sui centri benessere, sulle piscine termali. Come mai questo risollevarsi? Diciamo che il tema salute è in cima alle preferenze di chi viaggia e Abano Terme è la città della salute da sempre e questa caratteristica è conosciuta anche all'estero e quindi ha facilitato il ritorno anche dei turisti, moltissimi italiani ma anche stranieri, proprio per questo aspetto qui legato alla salute. Poi il tema della promozione che noi non abbiamo mai smesso di fare anche durante il Covid, che ci ha consentito quindi di tenere quel filo di contatto con i turisti che alla prima occasione utile si sono riversati letteralmente sul nostro territorio e hanno risposto molto bene anche a tutta la promozione che abbiamo fatto. E senta sindaco, qui intanto ringrazio la regia, vediamo le immagini di Abano qualche giorno fa, questo è il corso principale, Viale delle Terme, se non sbaglio, sindaco mi corregga Viale delle Terme, se sbaglio, ecco, illuminato a festa, insomma tante illuminazioni, non avete risparmiato da questo punto di vista, forse non potevate farlo? No, era un dibattito aperto in estate quando il gas ha toccato livelli e l'energia elettrica a livelli molto molto alti, ma nonostante questo abbiamo voluto rimanere sulla nostra programmazione, quindi di grandi eventi tutti i giorni e di luci in tutto il territorio, perché eravamo consapevoli di questa voglia di ritorno alle terme dei turisti e non potevamo farci trovare impreparati. Questo aspetto ha pagato molto e molte soddisfazioni anche da chi è venuto queste settimane alle terme, perché abbiamo dei feedback molto positivi dalla clientela e questo ci conferma che la scelta che abbiamo fatto ad agosto è stata vincente poi nel programmare questo tipo di eventi durante il periodo natalizio
e che quindi sono stati, diciamo, molto apprezzati dai turisti. Ecco, intanto vedevamo la zona, se non sbaglio, del parco di Montetirone. Montirone, sì, Montirone, esatto. È il luogo dove sorgono le sorgenti storiche di acqua calda termale e che adesso abbiamo risistemato e riqualificato, ed è un punto di interesse rispetto a chi viene a visitare la città. Senta Sindaco, se guardiamo alle presenze, la mancanza dei russi, perché insomma sì, c'è stata soprattutto all'inizio dell'anno, si è fatta sentire o sono stati trovati dei sostituti, tra virgolette? tenete presente che 3 anni fa i russi rappresentavano il terzo mercato straniero per le terme, e in questi 3 anni sicuramente sono mancati perché è un tipo di clientela anche alto spendente, ma siamo riusciti con tutto il sistema imprenditoriale a riorganizzare la proposta e quindi a sopperire a questa mancanza. Devo dire anche che qualche russo ce l'abbiamo, ma non arriva direttamente o non è arrivato direttamente dalla Russia, ma sono cittadini di nazionalità russa che comunque continuano a venire alle terme. Sindaco, le chiedo, e gli alberghi che hanno delle quote di proprietà russa, come siamo messi da questo punto di vista? Allora, nel nostro territorio ce ne sono un paio di strutture che fanno riferimento a imprenditoria bulgara, ma anche russa, ma sono da molti anni presenti nel territorio, quindi da più di 10 anni, e hanno sviluppato la capacità di autopromuoversi e autosostenersi, a mio avviso, che consente di superare brillantemente anche per loro questo momento particolare post-Covid, con una guerra in Ucraina che sta sicuramente preoccupando tutto il mondo. Parlando con alcuni operatori, comunque mi dicevano, sono ritornati alla grande, tedeschi, francesi. Sì, dobbiamo dire che siamo veramente contenti perché tedeschi, austriaci e svizzeri, ma anche francesi, che notoriamente sono turisti che sfruttano molto le cure termali, e ci hanno come dire, dato un feedback molto positivo proprio anche per le cure, e questo è un aspetto sul quale noi dobbiamo puntare, proprio valorizzando questa unicità delle terme di Abano e Montegrotto, che sono un po' uniche perché sono presenti non come stabilimento pubblico come altre località termali, ma sono presenti in ogni struttura alberghiera. E chiedo anche ad Alessandro Berton, da presidente di Union Mare, la fotografia sul turismo russo che è mancato nel 2022 a consuntivo, cosa possiamo dire? Si è fatto sentire, non si è fatto sentire? Poi diciamo alcune spiagge del Veneto non sono particolarmente frequentate dai russi, però dal suo punto di vista, dal suo osservatorio? Intanto mi lasci dire che è sempre tempo di parlare di turismo, e il tematismo termale rappresenta una componente sicuramente importante del primato turistico di questa regione, di cui le spiagge insomma sono sicuramente il socio di maggioranza, mi piace usare questo termine, nel senso che rappresentano la componente insomma numericamente più importante, sia in termini di fatturato che poi ovviamente anche per quel che riguarda l'indotto e le ricadute occupazionali. I mercati di prossimità sono da sempre il nostro riferimento, quindi i mercati di lingua tedesca, ma insomma è inevitabile che negli ultimi 10 anni c'è stata una grande crescita anche per effetto delle azioni di promozione che abbiamo fatto in maniera coordinata con Venisense, e quindi i mercati russi, i mercati dell'Est Europa sono stati una componente fondamentale che è un pochino mancata, ma che sta riprendendo. Condivido l'analisi del sindaco Barbierato. Gli ospiti stranieri continuano a premiare il Veneto nelle sue destinazioni, nei suoi vari tematismi. Ecco, quindi insomma mi pare di capire l'assenza di russi a consuntivo non si è fatta sentire particolarmente, c'è stata una compensazione anche sulle spiagge. Sì, questo territorio storicamente insomma non ha avuto magari i numeri che altre zone d'Italia hanno su questi mercati, insomma il pensiero va alla costiera amalfitana, alla Versilia, sono comunque un mercato importante, sono un mercato presente.
che siamo riusciti a recuperare grazie a queste attività di promozione che, come ha sottolineato anche Barbierato, non si sono mai interrotte. Questo è importante ricordarlo. È importante ricordarlo perché nei 2 anni, insomma, condizionati dall'emergenza pandemica che ci siamo lasciati alle spalle, comunque gli operatori, la Regione hanno continuato in sinergia a promuovere il proprio territorio, a promuovere la propria offerta turistica su tutti i mercati, e questa perseveranza, questo impegno è sicuramente stato premiato. Questo è l'aspetto positivo, estremamente positivo, che andava sottolineato fin dall'inizio della nostra discussione. Poi ci sono i dolori che riguardano tutti, parliamo ovviamente di rincari, perché con l'inizio di questo 2023 sono arrivate nuove stangate. Ecco, sul fronte dei costi, Sindaco Barbierato, gli alberghi, soprattutto gli alberghi, ma le strutture ricettive in generale, come sono messe? Guardi, ad Abano c'è una situazione molto particolare, lo dicevo alla RAI stamattina che mi ha chiamato per un servizio ad hoc sulle terme. Allora, effettivamente il costo dell'energia elettrica ha messo in grossa difficoltà quest'estate tutte le strutture, che sono strutture molto grandi, con molte piscine, quindi d'inverno noi abbiamo una fortuna che tutti i nostri alberghi si riscaldano con l'utilizzo della geotermia e quindi di fatto hanno un grande punto di vantaggio rispetto a tutti gli altri alberghi d'Italia, e che consente loro di rimanere competitivi sul mercato e quindi di avere una buona proposta. Per quanto riguarda invece l'amministrazione comunale, il 2022 ha avuto per noi un costo aggiuntivo di bollette di oltre 1 milione, che sono state, come dire, sostenute per meno della metà dai rimborsi dai sostegni statali. E il motivo per cui molti comuni non stanno facendo i bilanci oggi e li hanno rimandati ai primi mesi del 2023, quindi con l'esercizio provvisorio, è il fatto che non abbiamo ancora la capacità di stimare quanto peseranno le utenze sui bilanci comunali. E tenete presente che Abano Terme ha per il 90% dell'illuminazione pubblica LED ed è stato uno dei 7 comuni premiati all'Assemblea ANCI di Bergamo per il risparmio energetico. Nonostante questo siamo in difficoltà anche noi, credo che vada fatta una riflessione da parte del governo anche su questi aumenti, perché i comuni hanno anche delle nuove povertà che si sono manifestate in questi 2 anni dopo il Covid, che mettono a dura prova i bilanci dei comuni, perché più famiglie che hanno bisogno, meno risorse a disposizione e rincaro delle materie prime. Voi capite bene che i comuni oggi sono in grossa difficoltà. Senta Sindaco, ma a proposito di geotermia, con la geotermia voi scaldate anche strutture comunali? Allora, è da 40 anni che se ne parla di riscaldare le strutture comunali, nessuno l'ha mai fatto. Noi abbiamo da quest'anno un progetto di riscaldamento con la geotermia e con le acque reflue di 3 strutture scolastiche, che noi come dire, sperimenteremo per la prima volta nella storia della nostra città. Siamo convinti di potercela fare. Il tema della geotermia ogni tanto è abbastanza banalizzato perché non è così automatico e semplice, perché devono esserci anche delle condizioni strutturali degli immobili di un certo tipo per poter fare questa sperimentazione. Noi la faremo da quest'anno coinvolgendo 3 grandi istituti scolastici. E questo, una volta a regime, porterebbe dei risparmi considerevoli anche per le casse comunali. E senta Sindaco, rimanga con noi finché può, perché so che ha un pomeriggio molto intenso, quindi quando proprio deve andare basta alzare la mano e poi la saluto, però vorrei che rimanesse ancora qualche minuto. A proposito di rincari, Berton, l'anno non è iniziato benissimo per gli operatori balneari, poi parleremo anche della Bolkestein, di tutto quello che sta uscendo anche in queste ore a livello politico, però intanto sotto l'albero voi avete trovato una stangata del 25%, c'è stato un adeguamento dei canoni demaniali, un adeguamento Istat, però è uno dei più pesanti degli ultimi decenni, è così? Sì, in realtà il 30 dicembre scorso è stato varato il decreto numero 400 che appunto prevede un rincaro dei canoni demaniali. Era un decreto atteso, non aspettavamo però un rincaro di questa portata,
come ha ricordato lei, 25,15%, quindi un aumento importante, quasi un quarto insomma, dell'intero, e quindi un costo che insomma, dovrà essere affrontato e mi auguro assorbito dalle imprese. È chiaro che questo aumento, che purtroppo arriva del tutto decontestualizzato da una riforma organica che questo settore necessita e che noi dal Veneto richiediamo da anni, finirà per colpire qualcuno ancor più di altri, nel senso che per quella che è la dimensione, per quelle che sono le caratteristiche del comparto della balneazione attrezzata veneta, questo che si esprime con grandi concessioni che hanno un valore dimensionale importante, ovviamente comporterà dei rincari insomma, molto significativi. Ma dei rincari che poi si trasferiranno anche nelle tariffe, diciamo così, il famigerato caro ombrellone. Ma guardi, questa è una domanda alla quale francamente in questo momento noi non siamo in grado di rispondere. È evidente che verrà fatto di tutto per far sì che questo rincaro non si tramuti in un aumento del costo del servizio al consumatore finale. Noi ci siamo già prodigati in questi anni da questo punto di vista, basta citare il Covid, il progetto Blue Zone a suo tempo in collaborazione e sinergia con la Regione del Veneto nacque per quello, per trasformare un costo fisso assolutamente inatteso, ovvero quello della sanificazione, della necessità di trattare le nostre spiagge, in un grande investimento comunicativo proprio per evitare di aumentare i prezzi. Sarà questo l'obiettivo anche di questi mesi di lavoro. È evidente però che il 25% è un rincaro importante ed è evidente che se in Veneto abbiamo tendenzialmente poche concessioni ma di grandi dimensioni e soprattutto abbiamo una contenuta presenza di quelle concessioni a tasso fisso che vengono citate anche nel decreto, ovvero quelle che dai 2.500 passeranno ai 3.377 euro, le concessioni invece che si esprimono per metri quadri, e l'esempio più eclatante è quella dei maxi concessionari di Bibbione che attualmente pagano oltre 600.000 euro di canone e arriveranno a pagarne oltre 750.000 euro, quindi molti denari che probabilmente non sarà possibile assorbire questo aumento completamente all'interno dell'azienda. Questa è la prospettiva, anche perché poi ricordiamolo, i canoni sono differenti regione da regione, non tutti gli operatori balneari lungo la costa italiana pagano le stesse tariffe. Sì, esatto, infatti guardi, su questo punto io voglio fare molta chiarezza perché qualcuno ha anche tentato nei giorni scorsi di additare al Veneto, come dire, la volontà di speculare su questi rincari, ma qui il tema non è pagare di più. A questi microfoni io ho ribadito più volte l'atteggiamento serio e responsabile che il comparto che rappresento ha avuto in questi anni su tanti temi, anche su quello dei canoni. Quando parlavo di decontestualizzazione dell'aumento mi riferivo al fatto che questi 12 milioni di canoni demaniali che il Veneto versava fino all'anno scorso e che diventeranno 15, e voglio ricordarlo in questa sede per l'ennesima volta, prima regione per contribuzione a livello nazionale, non rimangono sul territorio. Solo una piccolissima parte, un 5%, il 95% va a Roma, allo Stato centrale. A più riprese abbiamo ribadito che saremmo stati responsabili a pagare persino di più di questo aumento, ma vorremmo che queste risorse potessero rimanere sul territorio ed essere magari impiegate in una sorta di struttura di missione per andare a difendere le spiagge e a mantenerle nella maniera adeguata. Senza turismo balneare, senza spiagge non esiste fenomeno turistico. Quindi in Veneto, tenere, diciamo, i come nel resto proventi in Veneto e investirli magari sulla sicurezza idrogeologica della costa. Ma certo, il punto è assolutamente questo, non è un tema di... il tema qui non è solo il rincaro, il tema qui è la necessità di riorganizzare, di dare delle regole certe a questo settore, dove in questo momento le differenze tra una regione costiera ed un'altra sono evidenti e dove il paradosso di questa situazione è che chi è stato virtuoso nella gestione di un bene pubblico come lo è stato il Veneto, i balneari Veneto fino adesso, finirà per essere non premiato bensì penalizzato rispetto ad altri territori nazionali. E Barbierato, sindaco di Abano, cosa ne pensa di questa impostazione, di questo ragionamento di Berton? Quindi
guardando al comparto, diciamo così, balneare, lei sindaco che cosa ne pensa? E mutatis mutandi potrebbe essere fatto un ragionamento analogo anche per il termale? Ma io credo che in questa partita debba trovare una soluzione, perché molte sono le imprese che stanno investendo, che hanno già investito e non possono rimanere nell'incertezza, perché l'incertezza è nemica degli investimenti. Quindi questo tema noi lo guardiamo sicuramente con interesse in maniera indiretta, ma sappiamo essere coinvolte molte imprese che non possono attendere o rimanere nel limbo dell'incertezza. Per quanto ci riguarda, questo è un tema naturalmente che guardiamo un po' indirettamente, non essendo noi coinvolti come territorio, però ripeto, anche per gli ambulanti che fanno i mercati, anche per tutte quelle attività che devono avere delle risposte in questo senso, credo che non ci sia più la possibilità di tenerle appese a un filo, ma è necessario dare una risposta. E senta, sindaco, a proposito di risposte, ne stanno arrivando da Roma, come valuta i primi provvedimenti del governo Meloni? Guardo con interesse, perché sicuramente siamo in un periodo dove l'intervento del governo deve andare in soccorso di questi imprevedibili aumenti dell'energia soprattutto. Riguardo ai comuni, spero in uno sforzo ulteriore, perché il fatto che i comuni non siano ancora in grado di fare i bilanci dovrebbe significare a chi gestisce la prossima manovra finanziaria che i comuni hanno bisogno di interventi, perché sono un riferimento unico nel territorio, devono dare risposte, non possono girarsi dall'altra parte e hanno nuove povertà da affrontare. Se noi immaginiamo che i comuni possano affrontare tutto questo, quindi aumenti delle materie prime, aumento di famiglie in stato di bisogno, con minori risorse, probabilmente si fa un errore di prospettiva molto grave. E senta sindaco, ultimissima domanda, lei quando parla di nuove povertà cosa ha in mente? Cioè quali sono le nuove famiglie che vengono a bussare alle porte del municipio di Abano? Ma guardi, sono tanti i casi, dalle problematiche relative alle utenze, alle case, agli sfratti e quindi agli affitti, alle problematiche che riguardano famiglie che hanno almeno direttamente o indirettamente un anziano che comincia a aver bisogno di assistenza specifica, domiciliare. Tutti questi servizi o ci mettiamo in testa che il comune è il soggetto principale dove il cittadino richiede giustamente delle risposte, ma allora bisogna avere delle risorse dedicate. Diversamente si continua a dire che i comuni sono importantissimi, dimenticandosi però di fornirli di risorse adeguate. Questo è un errore che non si deve fare. Sindaco, grazie davvero, grazie per il suo grazie a voi, intervento. Un saluto all'ospite di Uniomare. Buon lavoro, grazie sindaco. E noi rimaniamo a parlare di rincari, non possiamo non parlare ovviamente di carburanti, di quello che sta succedendo nei distributori un po' di tutto il paese. Come sapete il fronte caldo di queste ore è questo, in giornata ci sarà un incontro anche fra la Premier Meloni e la Guardia di Finanza per promuovere una stagione di controlli a tappeto contro le speculazioni. Vedo collegato da Padova Guido Barbato con Federico Cibotto e se non sbaglio sei in una stazione di servizio, caro Guido, buongiorno. Sì Cristian, buongiorno a tutti, non siamo in una stazione di servizio qualsiasi ma in quella del presidente regionale dei benzinai collegati perlomeno che appartengono alla Confesercenti FAIB, ovvero Flavio Convento. Buongiorno Convento. Buongiorno. Allora, la vostra categoria ha chiesto un tavolo urgente al governo in questo periodo perché la parola in voga è speculazioni. Perché quindi Convento? Ma abbiamo richiesto un tavolo al governo, sono anni, abbiamo sollecitato ancora un tavolo perché abbiamo bisogno di un tavolo di filiera, un tavolo strutturale per un ammodernamento e una razionalizzazione della rete. Sono anni che parliamo che gli impianti in Italia sono molti,
Questi va a incidere anche sull'erogato medio dell'impianto e sui costi delle gestioni degli impianti e anche del prodotto. Quindi una rimodulazione, una ristrutturazione della rete, una diminuzione degli impianti e ammodernarli a quelli che sono i tempi ridurrebbero anche il prezzo finale e quindi utile anche ai consumatori. Questo è quello che chiediamo. Siamo l'anello sicuramente più debole della filiera, però siamo obbligati a partecipare a questi tavoli per riuscire a far capire quali sono le problematiche effettive di questo settore. E noi che pensavamo che volevate andare dalla Premier perché non volete i controlli della finanza o perché li criticate? Assolutamente no, non siamo contro i controlli, non siamo contro l'illegalità, anzi questo danneggia la categoria. Noi siamo d'accordo su questo, però quello che si sta facendo in questo momento qua, quindi quando parliamo di speculazione e sembra che la speculazione venga fatta nelle gestioni o nelle singoli distributori, è una falsità. Noi siamo costretti a comunicare il prezzo all'osservatorio dei prezzi ogni volta che c'è una variazione, ogni 7 giorni anche se non c'è una variazione, quindi degli obblighi in più di quelli che facevamo prima e li facciamo e cerchiamo di farli correttamente. Resta il fatto che nel momento in cui c'è una dimenticanza o una non corretta comunicazione del prezzo, quella gestione prende 1.000 euro di sanzioni. I controlli vengono fatti anche in maniera retroattiva, quindi non è sicuramente a favore del gestore questa non comunicazione di prezzi, anzi va a penalizzarlo, perché ricordo che quei 1.000 euro, visto che le gestioni guadagnano sempre quei 3 centesimi e mezzo che ce lo diciamo anni, costa circa 28.500 litri di vendita carburante. 3 centesimi e mezzo al litro sul venduto è il vostro guadagno. Sì, 3 centesimi e mezzo al litro, quindi quando parliamo di speculazione, ripeto, non è che se il prezzo aumenta noi guadagniamo di più, il nostro margine resta invariato, anzi la diminuzione delle vendite, quindi nel momento in cui aumenta il prezzo e quindi calano le vendite, anche il gestore prende meno soldi. Ricordiamo anche su tutto il POS, cioè in questo momento qua l'aumento delle vendite, specialmente fatte con carte e con moneta elettronica, che anche su questo spesso si dice che noi siamo contro la moneta elettronica, assolutamente non è vero, perché per noi è anche una questione di sicurezza, sono i costi che vanno a incidere quasi al 50% sul margine del gestore. Senta, infine facevate notare anche il fatto che al termine delle vacanze natalizie, invernali, insomma, i gestori, i benzinai hanno un calo delle vendite molto sensibile. Si riesce a dire magari quali province del Veneto più o meno soffre di questo calo di vendite, che quindi incide ovviamente sul vostro fatturato? Ma sicuramente il calo è fisiologico, ogni periodo festivo o estivo, dopo le ferie o dopo il periodo natalizio, c'è un calo di vendita che va circa dai 700 ai 1000 litri al giorno successivamente dopo. In questo momento qua c'è stata la rincorsa a fare il pieno il 31 gennaio alla fine dell'anno, quindi dovremo valutare esattamente questo aumento delle accise quanto ha impattato sul calo delle vendite. Bene, mi sembra che Flavio Convento abbia offerto un ventaglio, insomma, di notizie collegate al lavoro dei rivenditori, diciamo al dettaglio dei petroli, con questo dei carburanti, con questo guadagno che è sempre fisso al 3,5 centesimi per litro di carburante venduto. Su questa situazione così molto complessa e nella quale bisognerebbe capire davvero chi sta speculando sopra, stiamo parlando di un prodotto mondiale che viene quotato in borse mondiali. Sentiamo anche il parere, per esempio, che abbiamo registrato poc'anzi con il collega Francesco Ratai del Codacons, e ringraziamo Flavio Convento per la sua partecipazione. Grazie e buona giornata a tutti. La benzina effettivamente sta preoccupando tutta Italia, sono notizie di questi giorni di aumenti incontrollati dei prezzi, famiglie colpite dal caro delle bollette, luce, gas, adesso il caro benzina. Come associazione dei consumatori stiamo un po' valutando qual è la situazione, stiamo predisponendo un esposto. Il caro benzina preoccupa gli automobilisti, il Codacons pensa ad un esposto per verificare che gli aumenti di questi giorni siano regolari. In queste ore partono anche i controlli voluti dal governo da parte della Guardia di Finanza, proprio per accertare se vi siano stati aumenti esagerati. Le Fiamme Gialle sottolineano che questo tipo di controlli avviene periodicamente, che le segnalazioni dei prezzi nei singoli distributori sono raccolte e indirizzate a Roma per avere un quadro nazionale dell'andamento dei prezzi. Resta il fatto che sono molte le famiglie che per colpa di questi rincari ora si trovano in difficoltà.
Incide molto perché molte famiglie sono pendolari, si muovono, vediamo il numero di macchine che circolano e famiglie che sono già provate dal caro delle bollette e adesso si aggiunge il caro benzina, per cui è una situazione che ci preoccupa molto. Proprio il Codacons ha stimato che il ripristino delle accise inciderà per più di 360 euro all'anno sulla spesa delle famiglie. Resta ora da capire se i rincari del carburante sono legati solo alle accise o ci sia anche speculazione. C'è sicuramente della speculazione sotto, è il motivo per cui ci stiamo muovendo come associazione di consumatori e verosimilmente nei prossimi giorni presenteremo un esposto. Ecco, quindi il Codacons che presenterà un esposto, a quello nazionale si aggiungeranno quindi quelli locali e regionali. Anche questo è un tema, Berton, che riguarda il mondo dell'impresa, riguarda anche il turismo, la capacità di muoversi per esempio in giornata. In prospettiva è un tema di cui tenere conto anche per la stagione estiva. Sì, indubbiamente è un tema, come è stato un tema anche il rincaro del costo dell'energia, perché guardate che questa è una cosa che ha colpito duramente il turismo in generale ed anche gli stabilimenti balneari che nelle loro, come dire, accezioni moderne dispongono di tanti servizi, di piscine, di palestre, quindi insomma sono delle strutture comunque ricettive energivore. Pensiamo ai grandi campeggi che sono nostri associati nelle principali località della costa. Vede, tutti i temi che hanno a che vedere con il turismo, che è una forma di economia reale nel senso letterario del termine, non in quello keynesiano, ovvero che si produce sul territorio, che è legata alle ricadute sociali, occupazionali. Noi abbiamo dei mercati di riferimento che sono quelli di lingua tedesca e quindi l'Austria, la Svizzera. La mobilità è un fattore determinante per arrivare sulle spiagge e per mettere in moto quella grande macchina del turismo della costa che poi insomma impiega diverse decine di migliaia di persone tutti gli anni. Prima ascoltavo ad esempio il sindaco di Abano che parlava della geotermia, ovviamente quello è un tema specifico di Abano, ma l'attenzione ai temi della sostenibilità, la consapevolezza della scarsità delle risorse naturali e quindi la necessaria valutazione di sviluppo delle nostre strutture, anche e soprattutto tenendo conto di questi temi, è ormai qualcosa di imprescindibile dell'offerta turistica stessa e quindi il fenomeno turistico sta cambiando e queste evoluzioni devono essere tenute nella giusta considerazione non solo nell'interesse delle imprese e degli imprenditori, ma anche, come dicevo poc'anzi, nell'interesse di quelle che poi sono le ricadute occupazionali che questo settore ha sul territorio. Senta Berton, le faccio una domanda specifica, no? Chiaramente rincaro energetico, serve un piano nazionale per l'energia, su questo siamo tutti d'accordo. Se io le chiedo sì o no alle trivelazioni in Alto Adriatico, dal suo punto di vista di presidente degli operatori degli stabilimenti appunto balneari del Veneto, che cosa dice? Ma guardi, io mi sento di esprimere un'opinione personale più che in rappresentanza della categoria. Io personalmente non sono contrario, non conosco dal punto di vista tecnico insomma, la materia ad un livello di dettaglio approfondito, però è del tutto evidente che il mondo è in continuo cambiamento, in continua evoluzione e la pretesa di mantenere le cose inalterate e di continuare a portare avanti degli schemi che da un certo punto di vista ormai come dire, sono superati a fronte di quella che è un'evoluzione continua. Un anno fa nessuno di noi avrebbe potuto immaginare la crisi ucraina con le ripercussioni che ha avuto, 2 anni fa non ci saremmo mai immaginati di ritrovarci in questa condizione con questo tipo di aumenti e con tutte poi le conseguenze che sono derivate da questo grande momento di incertezza e di tragicità internazionale. E quindi ribadisco ancora una volta, questa forma di economia, l'economia turistica, non può essere delocalizzata. Noi non possiamo andare a produrre da un'altra parte, dove ad esempio il cuneo fiscale è diverso, dove il costo del lavoro ha un'incidenza inferiore. Tutti gli operatori turistici del tematismo balneare, ma anche degli altri tematismi, possono produrre quella forma di ricchezza solo su questo territorio e quindi forse è arrivato il momento che chi governa questo paese, indipendentemente dal colore politico, e guardi, non voglio essere molto franco, non è una polemica, cominci a tenere nella giusta considerazione le istanze di questo territorio, che è un territorio ricco, che è un territorio produttivo,
che ha sempre fatto la sua parte, che probabilmente non è secondo a nessuno, ma forse le cui istanze, le cui necessità fino ad oggi non sono state tenute nella giusta considerazione. Io sono un convinto autonomista e anche sulla questione dei canoni demaniali abbiamo visto come insomma, la situazione di una regione costiera rispetto ad un'altra insomma, è profondamente differente. Lei dice ok, nessuna pregiudiziale nemmeno sulle trivelle, a patto che poi eventuali risorse restino anche sul territorio, le imprese vengano in qualche modo sostenute. Ma guardi, il tema dell'autonomia, mi piace definirla autonomia turistica e territoriale in questo caso, visto che io di questo mi occupo e questi sono gli argomenti di cui stiamo parlando. Il tema dell'autonomia è un tema caro al popolo veneto, che il Presidente Zaia sta portando avanti con grande energia ormai da anni. Noi siamo molto fiduciosi che questo governo saprà dare le risposte concrete in tempi brevi. Il lavoro del Ministro Calderoli insomma, si comincia a vedere, quindi sicuramente in questo momento siamo più fiduciosi che in altri momenti del passato. Credo sia un tema che non è più derogabile e che deve essere messo a terra per il bene di questo territorio, delle imprese che vi operano e delle tante persone che sono impiegate in questo settore produttivo come in altri. Intanto vedete scorrere anche il sondaggio di questa sera a Ring sulle accise della benzina, quindi le accise, la benzina alle stelle. Vi chiediamo, è colpa del governo? Vi facciamo come sempre una domanda molto diretta, perché è un dato di fatto. Fino al 31 di dicembre c'era il taglio sulle accise, prima era di 30 centesimi, poi è diventato di 18, ora non c'è più. Ne avevamo parlato più o meno un mese fa, poco prima di Natale, con Moreno Parin, che è il coordinatore dei gestori di carburante di Treviso, che è di nuovo collegato con noi. Buongiorno Parin. Lei, se non sbaglio, proprio 3-4 settimane fa, sempre con noi, aveva lanciato un appello al governo, alla maggioranza, dicendo: ragazzi, non tagliate i tagli alle accise, e invece questo suo appello è stato inascoltato, Parin, e gli effetti li vediamo. Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ovviamente non hanno ascoltato l'appello di Parin, ma nemmeno quello di milioni di italiani che hanno chiesto la stessa cosa. Io direi che comunque il problema di questi giorni qui è un problema altamente serio, ma non per l'aumento di carburanti, ma per quello che sta succedendo sulla materia. Io credo che da qualche parte a Roma qualcuno si è svegliato con la luna di traverso, oserei dire anche qualcosa di peggio, ma va bene, perché comunque oggi sono usciti i dati ministeriali sui prezzi dei carburanti e il governo smentisce se stesso. I dati ministeriali usciti oggi mi dicono che questa settimana qui, il prezzo industriale dei prodotti petroliferi, quindi il prezzo alla pompa al netto delle tasse, quindi accise e IVA, la benzina è calata di 1,2 centesimi e il gasolio è calato di 1,6 centesimi. Quindi io non capisco tutta questa baraonda quando il governo stesso mi certifica che non c'è stato nessun aumento, ma c'è stata una leggera diminuzione. Quindi qua mi sa che l'unico che ha speculato sui prezzi dei carburanti in questo periodo sia il governo. Non so perché è successo questo, non so perché il Codacons ha lanciato questa campagna di, fra virgolette, oserei dire anche di diffamazione nei confronti dei gestori, perché siamo noi i colpevoli quando concentriamo meno di nulla. Quindi è da capire tutto questo a chi serve e a cosa serve. È il governo che deve trovare il colpevole per non avere prorogato l'aumento delle accise. Va bene che lo trovi, ma non che non lo trovi nei gestori. Senta Parina, è una caccia alle streghe? Ma caccia alle streghe sarebbe anche bello. Qui è qualcuno che è esagerato probabilmente con il prosecco. Mi permetta questo, perché quando il governo mi certifica che il prezzo è calato, c'è qualcosa che non guarda dalle parti di Roma. O non si parlano fra i ministeri, o qualcuno vuole fare le sceneggiate. Quindi oggi in giornata ci sarà con ogni probabilità, almeno così riportavano questa mattina le agenzie nazionali, un incontro tra la Premier Meloni e la Guardia di Finanza, proprio per studiare questi controlli a tappeto nei distributori del bel paese. Quindi lei dice questa è una strada demagogica, noi non c'entriamo, comunque
i destinatari dovrebbero essere altri di questi controlli, magari i colossi energetici, i colossi petroliferi. Beh, direi di sì, perché comunque per quanto riguarda la speculazione, se vogliamo escludere qualche gestore, ma credo si parli di uno o due in Italia che si è svegliato anche lui con una storia, là praticamente il caro prezzi va trovato a monte della filiera, quindi va trovato nel mercato internazionale di prodotti petroliferi, e lì la speculazione c'è, e quindi il governo potrebbe buttare i piedi, magari facendo forza assieme all'Europa per combattere la speculazione. Ma da quando arriva in Italia, nei porti in avanti, la speculazione di fatto non c'è, non si vede, non la vediamo nei numeri. La tabella che avete messo adesso è molto chiara. Quelli che sono i costi al 31 dicembre, guardate il costo netto delle tasse e guardate quello uscita oggi, il costo netto delle tasse. Cioè, siamo alla follia. Ce li evidenzi meglio, Parina, proprio vorrei sentirlo dalla sua voce, ci spieghi questi dati, sono come sempre molto significativi e aggiornati soprattutto. Sì, allora, anche perché sono dati ministeriali, quindi non sono dati che io mi invento alla mattina. Quindi qui abbiamo praticamente il costo al 31 dicembre, il costo netto delle tasse 76 centesimi per la benzina e 93 centesimi qualcosa per il gasolio. Poi abbiamo 87 centesimi di tasse sulla benzina e 77 sul gasolio. Se lei mi va a vedere quella che l'ultima, quella del 10, quella del 9, l'altro specchietto. Sì, un attimo solo, lo mostro subito. Eccolo qua, un attimo solo. Eccolo. Qui vediamo praticamente il costo netto delle tasse è calato per la benzina, è calato per il gasolio, ovviamente l'accisa è salita, a seguito è salita anche l'IVA. Se va un attimo più giù vediamo quanto guadagna il governo. Ecco, il governo prende 1,05 euro sulla benzina, 95 centesimi sul gasolio, 60% sulla benzina e tasse, 50 sul gasolio. Il gestore oggi prende meno di 1 euro su 50 euro di spesa. Cioè, di cosa stiamo andando a caccia? Sì, sono dati che insomma si commentano per certi versi da soli, da imprenditore a imprenditore. Berton, guardando questi dati, guardando questi numeri, sentendo io Parina. capisco il disappunto, perché è evidente che insomma chi fa impresa in questo momento storico si assume veramente la responsabilità di tenere in piedi una struttura economica, non mi stancherò mai di ricordarlo, che poi consente a decine, centinaia, talvolta migliaia di famiglie di sopravvivere su un'iniziativa imprenditoriale. E quindi ascoltare le istanze del mondo dell'imprenditoria, come è il caso di quello che sta spiegando il signor Parri in questo momento, come le tante volte che voi mi avete ospitato e io sono venuto qui e con orgoglio ho ribadito insomma i tratti distintivi del comparto che ho l'onore di rappresentare. Non si tratta di andare incontro solo alle esigenze dell'imprenditore della categoria, ma si tratta soprattutto di andare incontro alle esigenze delle persone, perché dietro ad ogni impresa, all'interno di ogni impresa ci sono i collaboratori, il capitale umano è una fondamentale componente dell'attività di ognuno di noi, e le attività che poi hanno delle ricadute occupazionali molto importanti sul territorio, come ce l'è il turismo, come ce l'è l'agricoltura, insomma potrei citarne veramente tanti, secondo me dovrebbero essere salvaguardate in maniera ancora più attenta. Quindi io capisco lo sfogo, io credo che il momento storico in cui noi ci troviamo è un momento molto delicato, dove tutti noi dovremmo fare uno sforzo per evitare la contrapposizione, la polemica politica. Questo è il momento della serietà, è il momento della competenza, ognuno può dare un contributo per dedicare tempo, energia e risorse non a discutere dei problemi ma ad individuare le soluzioni, e è tempo, lo ribadisco, che chi ha la responsabilità di governare questo Paese insomma debba cominciare a distinguere le persone, i territori, le comunità che fino a qui si sono comportate bene e hanno fatto le cose come si deve, da quelle che magari lo hanno fatto di meno, perché bisogna avere anche il coraggio di fare autocritica. Io
Parlo ovviamente riferendomi ai temi turistici, ai temi delle spiagge, ai temi del balneare che conosco meglio e di cui mi occupo quotidianamente. Insomma, il Veneto è una regione importante, la regione più importante a livello nazionale, non lo dice Berton, lo dicono le presenze, lo dice il fatturato, lo dicono i numeri che sono veramente incredibili. Ebbene, quei numeri, quel peso economico probabilmente non ha avuto fino ad oggi la giusta considerazione anche nelle dinamiche politiche nazionali, e questo credo sia un argomento che deve essere sicuramente affrontato, e io non ho dubbi, sono molto fiducioso sul fatto che questo governo, che è sempre stato vicino alle tematiche delle imprese e che ha sicuramente affrontato una situazione difficile, lo possa fare. Quindi è fiducioso che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si metta a mano un po' a tutti questi nodi. E lei, Parin, è altrettanto fiducioso? Per quanto riguarda i carburanti, visto come sono partiti quest'anno, direi che di fiducia ne ho veramente poca, perché fare una riunione del governo con la Guardia di Finanza per controllare i prezzi dei carburanti quando loro mi dicono che non sono variati, ecco, c'è qualcosa che non va bene. Sì, posso essere fiducioso perché quantomeno è un governo, al di là del colore, che è stabile, ha una maggioranza e quindi dovrebbe poter lavorare. Oltretutto gli conviene lavorare bene, perché altrimenti la prossima volta gli italiani li mandano a casa, quindi mai democrazia che funziona bene. Per quanto riguarda i distributori carburanti, c'è la reale necessità, come ho detto prima, convento, di una ristrutturazione seria del settore. Però ne parliamo ormai da 40 anni e gira e rigira, nessuno vuole fare niente. Quindi le compagnie petrolifere non vogliono togliere impianti, i proprietari di impianti, giustamente, che hanno quello per vivere, non vogliono togliere impianti. L'unica cosa che si può fare è fare in modo che la concorrenza sia una concorrenza seria, fatta bene, a vantaggio naturalmente dei cittadini, che poi i cittadini sono anche i nostri clienti, sono quelli che ci portano il pane, quindi mai nessuno ce l'avrà con il cliente, anzi, però bisogna che il settore venga preso in mano, soprattutto un controllo molto molto maggiore nella filiera a monte dei distributori carburanti. Questo qui, e poi però serve una forza contrattuale molto alta da parte del governo per fare questi controlli a monte, o no? Ho capito, ma un conto è il governo italiano da solo e un conto è la comunità europea. Quindi se andiamo a vedere in comunità europea, la comunità europea la forza c'è, è notevole la forza della comunità europea. Certo, combattere contro certi colossi è un discorso, però bisogna che prima o poi ci mettano a mano, perché ad esempio non è concepibile che in piena crisi, quando la gente non arriva a fine mese, ci siano multinazionali che fanno utili da far paura. Cioè 100 miliardi di dollari di utili non sono bruscolini. Cioè, qualcuno ci marcia nella fame delle persone. Credo che prima o poi, Parin, si arriverà a questo benedetto taglio delle accise, secondo lei? Dopo anni, decenni di dibattiti, sappiamo quanto Meloni, Salvini nei mesi scorsi, nei mesi di campagna elettorale, si fossero spesi per questo. Sì, ma sono gli stessi che poi le hanno tolte. Ma in ogni caso credo che le accise potranno essere diminuite, non tolte ma diminuite, nel momento in cui il governo andrà a recuperare evasione da qualche altra parte, perché non da qualche altra parte, andrà a recuperare evasione perché i gestori non possono evadere, perché con i carburanti non evadi. Quindi oggi come oggi le accise sono delle tasse che arrivano subito, sono pagate, le incassano prima addirittura che il gestore vende il prodotto, e rinunciare a questa montagna di soldi il governo farà sempre più fatica, perché comunque deve far quadrare i conti. Nel momento in cui il governo riesce a contrastare l'evasione, in Italia purtroppo è alta, ecco che a loro, come in altri stati, le accise possono diminuire, perché comunque le entrate arrivano da un'altra parte, e questo naturalmente a beneficio dei consumatori, ma credo anche delle imprese, perché le imprese meno costi hanno, più competitive sono a livello nazionale e anche a livello internazionale, quindi è un bene per tutti il controllo sull'evasione, però finché c'è l'evasione il governo pesca i soldi dove sono garantiti pronti a cassa, e le accise sono questo. Allora, Parin, io la ringrazio, le chiedo solo un'ultimissima domanda. Gli automobilisti continuano a guardarvi in malo modo, hanno capito che forse la colpa non è vostra? Com'è l'atteggiamento dei cittadini alla pompa di benzina?
Diciamo che in questi giorni, grazie ai media, purtroppo i cittadini un po' con noi se la sono presa, ma ci conoscono, sanno che non siamo gente che imbroglia, che ci teniamo a loro, quindi gli stiamo già rassicurando che la colpa non è nostra, che se il governo toglie di nuovo le accise, un istante dopo il prezzo dei carburanti cala, ma non dipende assolutamente da noi, non dipendono dei 3,5 centesimi di guadagno che hanno i gestori. Grazie Parina, grazie davvero come sempre molto chiaro e diretto. Berton resta con me perché fra qualche istante parliamo di Bolkestein, insomma la formula è ormai un nome che tutti ben conosciamo. Prima però facciamo il punto sui dati ambientali, sui dati dell'aria in Veneto, questo è il servizio. Solo una centralina dell'ARPAB su 5 in Veneto non ha registrato nel 2022 più sforamenti delle polveri sottili nell'aria rispetto a quelli consentiti dall'Europa, vale a dire 35 l'anno. A salvarsi solo 8 località sulle 38 monitorate, e di queste la Mentai Montagna nel Bellunese. Il dato arriva dal rapporto dell'ARPAB sulla qualità dell'aria nel 2022. Padova, Venezia, Rovigo, i capoluoghi che complessivamente stanno peggio, con centraline che non solo hanno superato ma addirittura raddoppiato gli sforamenti tollerati della soglia dei 50 microgrammi di PM10 ogni metro cubo. Ben 75 quelli registrati dal rilevatore di via Internato Ignoto nel quartiere di Terranegra a Padova. Altro picco, seppure isolato nel contesto provinciale, quello di San Bonifacio nel Veronese, 73. Nella Marca Trevigiana 66 gli sforamenti rilevati in strada Sant'Agnese a San Giuseppe, 55 in via Lancieri da Novara, zona Acquedotto, 43 a Pederoba e 38 a Mansuè. Ampiamente entro la soglia consentita, solo 16 sforamenti per la centralina di Conegliano. Sotto i 60 sforamenti annui Vicenza con Schio che anzi si ferma a 21. Le 4 centraline del Bellunese sono tutte sotto quota 10, ma in realtà in Veneto il record positivo di aria pulita spetta a una località della provincia veronese, Bosco Chiesanuova, con soli 4 sforamenti nei 12 mesi. Gennaio è il mese più critico, secondo il report dell'Agenzia dell'Ambiente. In pianura il livello di guardia è stato superato 2 giorni su 3, mentre l'aria tra ottobre e dicembre è risultata decisamente più accettabile. Questi i dati ambientali e a proposito di ambiente stiamo assistendo in questi giorni, in queste settimane a un tempo impazzito, a condizioni meteo per certi versi fuori controllo. È una stagione invernale inedita, ve ne abbiamo parlato tanto in queste settimane, ritornerà il freddo probabilmente, ma insomma è stato un Natale atipico, lo possiamo dire, non dico da ombrellone ma insomma sono state settimane particolari da questo punto di vista, e anche il cambiamento climatico è un fattore che incide sulle politiche del turismo. Questo, sì, non da ombrelloni, ma è stato un Natale molto attivo sulle spiagge, sulla costa, insomma le principali località turistiche della costa veneta hanno organizzato diversi appuntamenti, da Jesolo a Caorle a Sottomarina, insomma un po' lungo tutta la costa ci sono stati degli appuntamenti importanti. C'è molta voglia di socialità, c'è molta voglia di stare assieme, tutti quanti noi vogliamo lasciarci alle spalle insomma, questi 2 anni veramente terribili, e quindi anche le spiagge del Veneto quindi sono possiamo dire comunque... che il cambiamento climatico insomma, ha aiutato Possiamo sicuramente dire che il cambiamento climatico è ormai una componente, come dire, imprescindibile nella programmazione turistica. E di certo il cambiamento climatico sta incidendo anche su alcune produzioni agricole in maniera anche molto forte e, come in questo caso, drammatica. Andiamo a Padova. In provincia di Padova si coltivano tutte e 5 le varietà di radicchio a marchio DOP, variegato di Castelfranco, Rosso di Verona, Chioggia, Treviso Precoce e Treviso Tardivo. E sono poco meno di 1 migliaio gli ettari impegnati tra Maserà e dintorni, nella bassa padovana, a Codevigo fino alle rive dell'Adige, ma anche in alcune zone dell'Alta per le varietà trevisane. Ma se non si abbassa la temperatura fino al gelo, il radicchio non arriva a maturazione e rimane negli orti, e cresce la preoccupazione fra gli agricoltori, spiega la Coldiretti di Padova, che stima perdite per almeno il 30% proprio a causa del clima impazzito. Con questa finta primavera le foglie di radicchio non assumono poi la tipica colorazione e le caratteristiche per essere raccolte e messe in commercio. Il prodotto sarà di dimensioni inferiori e la resa purtroppo sarà più bassa.
Quest'inverno troppo mite, che chiude uno degli anni più siccitosi degli ultimi decenni, sta mettendo in difficoltà anche l'orzo, le cui semine, a causa della scarsità di precipitazioni, sono in ritardo di oltre un mese. Così dunque nel Padovano sono le tante facce di questo cambiamento climatico, di questo inverno mite e per certi versi straordinario. Ora con Berton vorrei però affrontare un tema specifico, sempre caldo, a proposito di temperature, che è quello delle concessioni balneari. La Bolkestein, come sapete, nel 2024 scadono i termini, se nulla si farà, ma già in queste ore pare ci sarà un emendamento al decreto milleproroghe proposto da Forza Italia, se non sbaglio da Gasparri, per appunto disporre, prevedere una nuova proroga di 1/2 anni all'attuazione appunto di questa famigerata Bolkestein. A che punto siamo, Berton? Quello a cui si riferiva lei poc'anzi è appunto un emendamento che il senatore Gasparri ha presentato ieri per richiedere una sorta di proroga tecnica e quindi un differimento di 1 anno su entrambe le scadenze che erano state fissate dalla sentenza del Consiglio di Stato, che in qualche modo dichiarava le concessioni demaniali già scadute, ma riconoscendo l'articolatezza, la complessità di questa materia andava ad individuare nel 31/12/23 il termine ultimo per di fatto far decadere questi titoli e nel successivo dicembre 24 il termine ultimo per avviare i percorsi di evidenza pubblica. Si è iniziato per la verità a parlare di questo già con il precedente governo, perché il presidente dell'ANCI in particolare aveva evidenziato la difficoltà per molti comuni italiani di intraprendere questi percorsi e proprio ieri c'è stata la presentazione di questo emendamento che ovviamente abbiamo accolto in maniera positiva, perché ci consente di guadagnare del tempo per continuare a portare avanti le azioni che noi in realtà abbiamo sempre iniziato. Perché ricordiamolo, voi non siete contrari alla Bolkestein, perlomeno come operatori veneti. No, ma guardi, mi permetta subito di inserirmi, perché questo è un tema molto delicato su cui va fatta chiarezza con grande attenzione. Qui non si tratta di essere a favore o contro qualcosa. Nessuno di noi è felice dell'applicazione della direttiva Bolkestein e nessuno di noi è felice di dover affrontare i percorsi di evidenza pubblica. Noi però siamo un sindacato di imprese e quindi come obiettivo abbiamo quello della tutela dei nostri associati e abbiamo scelto responsabilmente ad un certo punto del nostro percorso di provare a guardare se ci fossero delle soluzioni alternative rispetto al semplice andare in piazza e a lamentarsi. Questa soluzione alternativa c'è, perché il Veneto è ad oggi ancora l'unico territorio che in maniera molto responsabile, ben prima della sentenza di Stato, aveva emanato una legge che consentiva il rilascio di nuove concessioni demaniali nel rispetto dei principi di libera concorrenza e quindi effettuando degli investimenti anche in collaborazione con gli enti locali che avessero come obiettivo non solo quello dell'innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti, ma anche la riqualificazione territoriale. E quindi da quel momento abbiamo iniziato a lavorare per far sì che le aziende potessero essere pronte il prima possibile ad affrontare quell'obiettivo. È del tutto evidente che gli stabilimenti balneari del Veneto, e li state vedendo in queste immagini, no? Stiamo vedendo lo stabilimento Manzoni di Jesolo, una delle tantissime eccellenze della costa, che hanno contribuito in maniera così determinante all'ottenimento del primato turistico di questa regione, devono essere tutelati. Perché guardate, le aziende che insistono nel demanio sono aziende private. 50 anni fa su quella spiaggia non c'era nulla, i campeggi, gli stabilimenti balneari, i chioschi attrezzati sono stati costruiti con investimenti privati, con decenni di sacrifici da parte di imprenditori illuminati e lungimiranti che in una landa desolata hanno creato ricchezza ed occupazione. Ebbene, quegli investimenti, quei sacrifici vanno tutelati, va messo in condizione chi ha operato bene sino ad oggi di continuare a farlo. E quindi se dovremmo andare ad affrontare i percorsi di evidenza pubblica, e pare inevitabile, il governo dovrà mettere in condizione di tutelare le aziende che
hanno operato bene e che hanno fatto la loro parte sino a qui. Questo è il vero sembra tema. anche l'orientamento dello stesso esecutivo, da un certo punto di vista, perlomeno stando alle più recenti dichiarazioni. Però va detta un'altra cosa: l'Europa ci starà a queste indicazioni, a questa, diciamo così, ricetta italiana, questa ricetta veneta? È evidente che questo è un tema politico molto delicato, che poi rientra in un quadro generale più complesso e da questo punto di vista è chiaro che il confronto con l'Europa non ci sarà solo sulla cosiddetta direttiva Bolkestein, ma ci sarà ovviamente su temi in agenda che sono ben più importanti, e quindi noi, come dire, non ci facciamo delle illusioni sulla possibilità concreta di un'esclusione del nostro Stato dalla direttiva, ma riteniamo che ci siano tutti gli strumenti per concordare con le categorie delle modalità operative che possano consentire la riassegnazione delle concessioni attraverso dei percorsi di evidenza pubblica che però vadano a premiare, a riconoscere il know-how, gli investimenti fatti, la capacità gestionale, la professionalità, e quindi mettano in condizione gli operatori attuali di essere riconfermati. Del resto, vede, l'emendamento presentato ieri da Gasparri, che va appunto ad intervenire sul DL Concorrenza, DL Concorrenza che, ricordiamolo, porta la data del 5 di agosto, il governo era già caduto, voglio dire, per questo, semplicemente per evidenziare come il governo Draghi si era interrotto, eppure all'interno di quel Parlamento si è votato per il DL Concorrenza. Noi riteniamo che difficilmente si tornerà indietro, non abbiamo il timore di confrontarci con il libero mercato, ma chiediamo al governo di tutelarci nella maniera adeguata, nel rispetto dei principi di libera concorrenza. Io chiuderei con qualche dato: 100 chilometri di spiagge, 10 miliardi di PIL, questo è il dato che Berton ci diceva anche poco fa, 150 chioschi, 100 camping, 1 migliaio di alberghi, 30.000 appartamenti in affitto ai turisti, quindi insomma sono numeri importanti, 30 discoteche, 100.000 ombrelloni in tutto. Poniamoci questa domanda. Cioè, sono numeri che danno la dimensione di quanto questo tema sia strategico per la nostra economia. In una qualsiasi delle località turistiche della costa veneta, da Jesolo a Caorle, da Bibbione a Sottomarina, che cosa non è indotto turistico? Che cosa sarebbe questo territorio se non vi fossero le spiagge? Quindi quando io ripeto con forza che il tema delle concessioni balneari, il tema del turismo balneare non è un problema solo degli imprenditori ma è un problema del territorio, lo faccio con cognizione di causa, perché questo sistema, noi abbiamo delle località dove ci sono delle strutture ricettive all'aria aperta che riescono ad ospitare più turisti della stessa località che li contiene. Abbiamo località come Jesolo, come Caorle, che da sempre fondano la propria economia sull'attività ricettiva. Che cosa ne sarà di questa attività ricettiva se domani non saremo in grado di governare le spiagge? Quindi è un tema molto delicato, che ha delle grandi ripercussioni socio-economiche, che va affrontato in maniera trasversale, senza polemica, senza contrapposizione, ma nella consapevolezza che dare delle risposte certe agli imprenditori di questo settore significa anche e soprattutto dare delle risposte certe ad un territorio che non può prescindere dalle spiagge. Il Veneto è la prima regione turistica italiana, e lei lo ha ricordato bene, di quei 19 miliardi di PIL, quasi 10 arrivano dalle spiagge, e come ho ripetuto più volte, senza spiagge non esiste fenomeno turistico in Veneto come nel resto d'Italia. 661, io continuo a dare i numeri, le concessioni rilasciate sulle spiagge del Veneto, e appunto ricordiamo un dato che abbiamo dato prima: dei 92 milioni di euro di incassi per concessioni demaniali, appunto 12 arrivano dal Veneto, saranno 15 quest'anno. Saranno 15, paradossalmente, lo ribadisco, potrebbero essere addirittura di più, ma queste risorse dovrebbero rimanere qui. Dovrebbero rimanere qui perché noi dobbiamo essere in grado di tutelare la costa non solo per rispondere a delle evidenti esigenze ambientali di tutela del territorio, ma anche e soprattutto per difendere le attività economiche che insistono nel demanio marittimo. In questo senso lei sa che Union Mare Veneto da anni sta lavorando ad una progettualità condivisa con la Regione del Veneto, con l'ausilio anche dei parlamentari europei, dell'onorevole Rosanna Conte, che si è fatta promotrice di questa azione a Bruxelles,
Ebbene, poter utilizzare le risorse del canone demaniale, magari addirittura incrementate, per mettere a terra questa progettualità sarebbe forse un primo grande esempio di autonomia territoriale che porterebbe solamente benefici in questa grande regione, in questo territorio estremamente produttivo. Allora, Alessandro Berton, grazie davvero. Noi ovviamente come sempre continueremo ad aggiornarci, perché abbiamo capito che i fronti aperti sono tantissimi, quindi grazie e buon lavoro. E noi ci rivediamo fra qualche istante, proprio qualche minuto, meteo e pubblicità e poi il dibattito politico. Partiremo dalle parole pronunciate ieri sera a Ring da Andrea Crisanti, insomma il duello fra Crisanti e Zaia, e poi parleremo di Bolsonaro, una polemica veneta, insomma poco più di un anno fa Bolsonaro venne in Veneto ad Anguillara, gli venne conferita la cittadinanza onoraria, insomma tanti i temi, a fra pochissimo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione atmosferica in aumento, torna il bel tempo sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di martedì 10 gennaio. Sul Veneto ampio soleggiamento, i forti venti di maestrale spazzeranno via le nubi rendendo il cielo praticamente sereno come non si vedeva da parecchio tempo. Temperature con variazioni di carattere locale, minime tra -1 e 3 gradi, massime invece tra 8 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la nostra regione. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime sui 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con venti settentrionali localmente forti, soprattutto in quota. Temperature minime sotto 0, massime sui 4-6 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta apriamo il dibattito politico, tanti temi anche oggi con la Premier Meloni che questa mattina ha incontrato Papa Francesco, poi il Premier giapponese. In serata ci sarà anche un Consiglio dei Ministri, probabilmente sul tavolo il nodo dei carburanti e il nostro sondaggio di questo parla oggi, il sondaggio di Ring, trasmissione che questa sera torna in studio con il vice direttore Ferdinando Avarino. Tanti i temi sul tavolo e ne parliamo con Roberto Grigoletto del Terzo Polo. Buongiorno Grigoletto. Buongiorno a voi. Buongiorno ad Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto, e a Giacomo Possamai, capogruppo sempre in Consiglio regionale del Partito Democratico. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Allora, io partirei, se siete d'accordo, dalle parole pronunciate ieri sera a Ring, sempre da Avarino, dal professor Andrea Crisanti, che insomma è ritornato sulle polemiche infuocate di questi giorni. Partirei proprio da qui, da Crisanti. Lo screening di massa col molecolare non si può fare perché al massimo se ne facevano 23.000 al giorno e ci volevano risultati per giorni e giorni. Anche su questo, mi permetta una cosa, anche su questa è una balla, perché si sarebbe potuto fare, perché io a maggio e a giugno avevo detto alla Regione che bisognava attrezzarsi per aumentare la capacità di fare molecolari. Nella fattispecie ho anche presentato un documento articolato al CTS in cui io avevo prospettato la possibilità di aumentare la capacità in tutta Italia a 400.000 e si poteva fare. Mi ricordo. E le ricordo che in Regione lo stesso Ricoli, colui che è il campione dei test rapidi, aveva detto che il virus era diventato buono, che non esisteva più nessun problema, perché la narrativa è questa, signori. A maggio-giugno gli esperti della Regione hanno detto che il problema era finito
e quindi non valeva la pena investire, perché è evidente, se era questa la narrativa è chiaro perché dobbiamo investire, dobbiamo spendere decine di milioni per questa cosa. Il risultato qual è? Che abbiamo speso 150 milioni in pezzetti di plastica di cui non rimane niente. Se avessimo utilizzato questi soldi in infrastruttura, oggi il Veneto sarebbe dotato di una capacità diagnostica senza pari e con una capacità di sequenziamento senza pari. Non ci rimangono soltanto cumuli di spazzatura di plastica. Ma lei ha capito perché Zaia si è arrabbiato per quella lettera in cui fondamentalmente dopo settimane di dibattito si dice no, ma guardate che non c'è nessuna denuncia o esposto nei confronti di Crisanti? L'ha capito perché si è arrabbiato? Ma certo, ma lo dice lui stesso perché si è arrabbiato. Perché lei si doveva schiantare? No, lui dice perfettamente dopo, perché ci sono altri pezzi della conversazione in cui lui dice chiaramente quella lettera era scritta in modo tale che apparisse come una denuncia. Se va in dibattimento rimane la lettera che tu hai scritto che non è una denuncia, bensì un esposto. E siccome per diffamazione si procede per querela, di fatto dice a Toniolo tu gli hai fatto un piacere dal punto di vista giuridico senza precedenti. È qua, tutto qui. Lui voleva la denuncia, tant'è vero che ne hanno presentate 2 e quando la Procura di Venezia le ha mandate a Padova, nell'altra conversazione Zaia dice a Toniolo guarda gliela devi portare a mano a Venezia, perché quello lì poi non la manda a Padova. Il professor Clementi lo avrà letto anche lei, no? Nei giorni scorsi mi pare sul Gazzettino è intervenuto. San Raffaele ha detto no? Confermo quel giudizio negativo che io diedi allora dello studio cosiddetto tale di Crisanti, perché dice che è stato modificato, è stato proposto a più riviste. Aspetti che riepilogo io, poi lei dice è stato proposto a più riviste, solo una, l'ha citato lei, l'ha pubblicato quel suo studio, ma rivisto nella parte statistica con nuovi autori ed è stato tolto il riferimento della mortalità, no? Per l'uso. Guardi, non c'è stato mai nessun riferimento alla mortalità, né nella prima né nella seconda. C'era soltanto un commento nella prima in cui era un'ipotesi in cui ipotizzavamo che l'utilizzo sbagliato dei tamponi rapidi avesse aumentato l'incidenza e visto che avevamo aumentato l'incidenza avevamo commentato che il Veneto era una delle regioni che nella seconda fase aveva una delle incidenze più alte e anche una delle mortalità più alte. Nel secondo articolo è vero, non abbiamo modificato i dati perché i dati sono gli stessi, però con l'aiuto di Imperial College abbiamo fatto dei modelli matematici che dimostrano chiaramente, al di là di ogni dubbio, che effettivamente c'è stato un aumento dell'incidenza legato all'uso dei tamponi. Alla fine chi si schianterà secondo lei? Ma guardi, le rispondo come dicono gli inglesi, vince l'ultimo che rimane in piedi. Insomma, è un duello che sembra non conoscere fine, quello tra Andrea Crisanti, virologo, esperto, oggi senatore del Partito Democratico, e Luca Zaia, governatore del Veneto, presidente della giunta regionale. La polemica c'è sempre stata, è deflagrata di fatto da una settimana a questa parte dopo il reportage di Report, la trasmissione di Rai 3 che ha poi portato anche delle intercettazioni. Insomma, è veramente una storia infinita. Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, se non sbaglio lei nei giorni scorsi aveva preso una posizione anche molto forte contro Crisanti, immagino la ribadisca anche dopo queste parole pronunciate a Ring. C'è qualche problema? Villanova, non la sentiamo. Vediamo se riusciamo a... Chiedo alla regia se per caso... Ecco, forse se togliamo le cuffie, ma intanto andiamo con Possamai, Giacomo Possamai, Partito Democratico. Come la mettiamo? Il clima si fa sempre più incandescente, dove porterà questa polemica? In realtà sono le polemiche che abbiamo visto negli ultimi 2 anni e su cui sia Zaia che Crisanti hanno detto in maniera pesante, forte, ferma le loro posizioni. È evidente che le intercettazioni hanno, diciamo così, messo in luce un aspetto in più e quindi i rapporti e come Zaia su questo tema si rapportava con i massimi dirigenti della sanità regionale, ma sul piano dei contenuti e quindi del dibattito tra i due non ci sono grandissime novità. Crisanti anche in questo servizio che avete mostrato relativo alla puntata
Ring di fatto ripete cose che sta dicendo da tanto tempo, cioè che secondo lui nella seconda ondata, scusatemi, e nelle fasi successive il Veneto ha gestito male la pandemia perché ha scelto di utilizzare i tamponi rapidi per l'attività di screening e di conseguenza i tamponi rapidi, avendo un'affidabilità molto più bassa rispetto ai molecolari, questo ha portato a una maggiore diffusione del virus, che è una cosa che dice da sempre e accusa Zaia da sempre di non averlo ascoltato su questo punto. Quello che dice il governatore lo sappiamo tutti ed è il contrario, quindi io non resto sorpreso. L'unica cosa che mi ha lasciato sorpreso, questo sì, sono stati anche i toni e il modo in cui il presidente Zaia si rivolgeva anche nelle conversazioni di cui parlava lei prima ai massimi dirigenti regionali, perché di fatto davano l'idea di una guerra tra i due, quasi una guerra della politica nei confronti della scienza, comunque di uno scienziato, di uno studioso, che davvero non ha senso. Cioè sul fronte della pandemia il tema è che scienza e politica, scienza e istruzioni devono lavorare insieme e non certamente passare il tempo a duellare. Che in Regione Veneto ci sia stata nei confronti di Crisanti un atteggiamento vessatorio lo si dice e lo si vede appunto anche dalle conversazioni telefoniche che sono emerse in questi giorni, in queste settimane. Ecco, Villanova già scuote la testa. Villanova. Sì, spero mi sentiate adesso. Adesso sì, forte e chiaro. Benissimo, allora io stavo dicendo prima che non voglio intervenire contro Crisanti, io vorrei intervenire per quello che deve essere una verità dal punto di vista di quello che è stato l'operato della Regione, perché ho sentito quello che dice Crisanti, ma allora parla di aver dato un parere al Comitato Tecnico Scientifico regionale, allora probabilmente è uno dei pochi che ha dato, perché Crisanti, pur essendo membro del Comitato Tecnico Scientifico, mi sembra abbia dato parere intorno al 12% dei pareri richiesti e ha partecipato a meno delle metà delle sedute del Comitato Tecnico Scientifico. E quando lui disse che andavano comprati altri reattori per fare i molecolari, io vi ricordo che a inizio pandemia il governatore si era mosso, era riuscito ad acquistare delle macchine per processare più tamponi molecolari in modo da andare incontro a quello che era la necessità. Anche quando non se ne trovavano, ne abbiamo comprati, la Regione ne ha comprati e li ha messi all'ospedale di Padova proprio a disposizione di quello che è il reparto del professor Crisanti, ora senatore Crisanti. Purtroppo però i molecolari hanno dei tempi. Io ricordo che per processare un molecolare nel pieno della pandemia servivano almeno 4 giorni per avere una risposta, dai 4 ai 7 giorni, compreso nel suo reparto. E mentre con i test rapidi si riusciva ad avere risposte immediate e soprattutto si riuscivano a fare molti più tamponi, quello che in tutte le riviste scientifiche internazionali ha detto, la frequenza dei tamponi che viene fatta è fondamentale per fare in modo che siano efficaci i tamponi rapidi. Ma la grande domanda che faccio, e questa vorrei farla direttamente anche a Crisanti, ma la faccio a tutti voi, se i tamponi rapidi sono così inefficaci, come mai sono stati la spina dorsale di quello che è stata tutta la politica di contenimento del Covid anche durante il governo Draghi, governo in cui era partecipato, c'era anche il PD. Il PD era dentro in quel governo, eppure i tamponi rapidi, se vi ricordate bene, sono stati usati per tutto quello che riguarda l'entrata in quarantena e l'uscita dalle quarantene. Posso se la sente di rispondere, ovviamente non a livello... Posso concludere? Prego. Posso concludere? Per tutto quello che era l'uscita delle quarantene, per tutti i test, si sono usati tamponi rapidi uguali, identici a quelli che venivano usati in Veneto. Allora i tamponi rapidi che non vanno bene in Veneto, che secondo Crisanti hanno provocato migliaia di morti, per quello invece che succede in Italia e nel resto del paese vanno bene, tanto è vero che il PD li ha sempre avvallati e li ha usati. Ma lo stesso Crisanti, quando è andato a fare il commissario in Sardegna per quello che riguarda l'emergenza Covid, ha usato 1.500.000 tamponi rapidi. E allora mi dovete spiegare come mai questi tamponi non vanno bene solo in Veneto. Chiarissimo, chiarissimo. Non so se possa mai se la sente di rispondere, ovviamente a livello politico. Sì, ho il coraggio di rispondere. No, a parte le battute, ripeto, rispondo sul piano politico perché la domanda che poneva Villanova è una domanda tecnica che fa Crisanti, anche molto diretta. La risposta che mi viene da dare, perché è quello che è emerso in questi anni, è che chiaramente l'affidabilità dei tamponi di prima e di seconda generazione, cioè quelli utilizzati all'inizio, è profondamente diversa da quella utilizzata negli ultimi tempi, e quindi dagli ultimi tamponi che sono stati sviluppati. Il governo Draghi è arrivato successivamente e quindi il governo Draghi non ha utilizzato i tamponi che venivano utilizzati. Come non è vero?
Non è vero perché per uscire dalle quarantene sono stati usati i tamponi anche di prima e seconda generazione. Sì, d'accordo, però nelle linee del governo col ministro Speranza veniva detto che per uscire bisognava utilizzare i tamponi di ultima generazione ove possibile, quindi potevano essere utilizzati anche quelli di prima e seconda generazione. Quindi non diciamo che No, però finisco il ragionamento. La contestazione storica di Crisanti, e lo sai benissimo perché è pubblica ed è lì da 2 anni, su cui si può discutere, cioè magari a torto, io non sono un medico e quindi mi limito a guardare, ascoltare e provare a capire, è che in Veneto i tamponi di prima generazione e anche di seconda, ma soprattutto quelli di prima, vennero usati per fare attività di screening a tappeto, sui sanitari, eccetera. Cioè la contestazione era l'utilizzo dello strumento per fare quel tipo di attività, non che in astratto si potessero fare soltanto molecolari. Questo è quello che viene da sempre. Potremmo andare avanti all'infinito. Permettetemi 10 secondi, perché Villanova. Allora, quando qualcuno accusa l'amministrazione di cui faccio parte di aver provocato dei morti per aver usato dei tamponi rapidi, come ha fatto Crisanti e alcuni del PD, permettetemi, io sono medico e questo mi fa girare le scatole quantomeno, perché i tamponi rapidi sono stati utilizzati e lo studio di Crisanti, e penso che in pochi l'abbiano letto, io me lo sono preso e l'ho letto tutto quanto, nello studio di Crisanti nel 99% dei casi i tamponi rapidi danno lo stesso esito dei molecolari, nel 99%, solo in quell'1% che rimaneva fuori c'era il 30% che dava esiti diversi, quindi il 30% dell'1%. Questo era quello che diceva lo studio di Crisanti. Nessuno ha avuto il coraggio del PD di andare a prendersi quello studio mai pubblicato e andare a contestare, perché quello che c'era scritto nello studio è esattamente il contrario di quello che Crisanti ha affermato per 2 anni. Chiarissimo. Grigoletto, quanto in tutta questa storia c'è di politico, di scientifico, di personale? Ormai siamo di fronte ad un groviglio di fattori probabilmente. Lei come lo scioglie questo groviglio? No, non credo di essere capace di scioglierlo. Siamo arrivati a un punto. Sì, appunto, che non si può più sciogliere, ma anche perché mi ricorda tanto le baruffe chiozzotte di Goldoni, francamente, ma al di là di questo è molto politico e anzi vi è più politicizzato proprio nel momento in cui il professor Crisanti è entrato in politica ed è diventato senatore di un partito. Adesso io credo che questo sia il grosso problema, no? Che si è aperta una polemica che non si chiuderà perché si è trasferita su un piano politico. E dopodiché sul piano tecnico io non entro, Alberto Villanova è un medico, Possamai aveva contatti anche in regione, quindi ne sanno sicuramente più di me, però ritengo che del senno di poi, come si dice, sono piene le fosse, sono tutti quanti bravi ora a dire, a ripetere, insomma si doveva fare diversamente, ma in quel momento bisognerebbe avere un po' di memoria storica, spesso questa guasta. Diciamo che 2 anni fa a quest'ora non c'era una grande serenità di giudizio. Credo di no, si cercava di evitare il più possibile i morti e le vittime del Covid, in qualche modo di cercare una via di uscita per tentativi ed errori sicuramente. Crisanti mi dà l'impressione che sia una persona che crede insomma di avere una verità e che tutti la debbano riconoscere, formalmente un po' di flessibilità, un po' di apertura e anche di ammettere che magari si può forse anche aver fatto delle scelte anche diverse, magari forse non erano quelle giuste, chi lo sa, ma certamente in quel momento si navigava non a vista ma di più. Ripeto, secondo me il grosso problema adesso è che la posizione di Crisanti, al di là che lui si è dimesso dall'Università di Padova, è diventata politica. Da un lato credo che i cittadini a questa cosa interessi ben poco, dall'altro però sul piano politico la ritengo una cosa Quindi lei grave. dice principalmente una questione politica e poi chiudiamo e passiamo ad altri temi, che ce ne sono tanti. Possamai, a livello politico il Consiglio regionale farà qualcosa? So che l'opposizione ha presentato delle mozioni, degli atti. Si riferisce alla commissione d'inchiesta? Cioè anche sì, esatto. Semplicemente, noi sulla vicenda la settimana scorsa abbiamo chiesto al Presidente Zaia di poter venire in aula a riferire, non abbiamo avuto risposta. Sul fronte invece più legato agli atti, come lei adesso chiedeva, la commissione d'inchiesta, che ormai è attiva da molto tempo, sta lavorando, so che sono in fase di redazione le relazioni e quindi nell'arco di qualche settimana immagino si arriverà
anche a una discussione rispetto alle audizioni che sono state fatte in quella commissione e anche a una discussione chiaramente politica, perché io sottolineo sempre questo aspetto: il Consiglio regionale non è né un tribunale né un'aula scientifica, per cui la discussione tecnica sul tampone A o tampone B nessuno di noi, forse chi fa il medico è più in grado di farla, né tantomeno siamo in grado di attribuire colpe dal punto di vista giudiziario. Posso fare una domanda? La sua posizione è molto... Finisco 30 secondi il ragionamento, però il fatto che si possa discutere sul piano politico delle scelte adottate, capendo anche evidentemente che prendere delle decisioni 3 anni fa, quasi 3 anni fa, prenderle oggi a mente fredda è diverso, ma discutere delle scelte adottate e capire se sono state dal punto di vista delle scelte istituzionali le migliori e quelle che hanno realmente consentito di affrontare al meglio una situazione difficilissima come la prima, la seconda e le varie ondate che sono succedute, penso che sia un dovere preciso della politica. Capita in Veneto, ma sta capitando in tutte le regioni, in tantissime regioni italiane, capita anche a livello nazionale dove, come sapete, Fratelli d'Italia ha chiesto l'istituzione, insieme ad altre forze politiche in realtà, l'istituzione di una commissione di inchiesta a livello nazionale su come è stata gestita la pandemia. Lei possa mai, da uomo forte del Partito Democratico in Veneto, poi magari faremo un riferimento anche alla sua futura eventuale corsa a Vicenza, ma poi glielo chiedo, ha sentito in questi giorni ultimamente Crisanti? In questi ultimi giorni no, mi è capitato di sentirlo molte volte, diverse volte in questi anni, sì, assolutamente. Però in questi ultimi giorni no. Le direi una bugia se dicessi di sì, non ci ho parlato. Le chiedo, ma secondo lei, oltre alla questione scientifica, politica, c'è anche una questione personale? Tra Crisanti e Zaia, tra Zaia e Crisanti. Allora, che non si stiano esattamente simpatici mi sembra abbastanza evidente. Che questo i due lo abbiano mettete anche voi nel Partito Democratico, insomma. Come? Lo mettete anche all'interno del Partito Democratico che c'è una... No, ma non credo che ci sia niente da ammettere, nel senso, tutti e due hanno dichiarato a più riprese che hanno avuto diverbi e discussioni molto forti al tempo in cui collaboravano, perché poi non mi metto qui a fare la cronistoria, ma ci dobbiamo tutti ricordare che il momento, diciamo così, clou della partenza della pandemia, quindi la vicenda di Vo, fu una vicenda gestita insieme da Zaia e Crisanti. Zaia ha più volte riconosciuto che il ruolo di Crisanti in quella fase fu molto importante, quindi loro partono gestendo di fatto insieme o comunque molto molto vicini la questione della pandemia. C'è una rottura di cui, insomma, nello stesso servizio di prima Avarino chiede a Crisanti la ragione, la natura. Chiaramente è una rottura, immagino, dettata da motivi scientifici, ma che li ha portati a una rottura anche personale profonda. Questo si evince, insomma, dalle parole di Crisanti prima e anche da quelle che Zaia ha più volte detto in vari contesti. Il punto per me politico è però come la politica, quindi come le istituzioni si rivolgono e discutono con la scienza, perché è evidente che chi fa il presidente di regione, il sindaco, il presidente del consiglio, il ministro, ha dal punto di vista della possibilità di gestire dai rapporti con il mondo dell'informazione fino alle scelte appunto politiche istituzionali molta più forza e molta più peso rispetto a chiunque. Per cui quello che a me ha disturbato e ho trovato spiacevole di questi giorni è il tenore e il modo con il quale Zaia si rivolgeva a Crisanti indirettamente, perché non poi stava collaterale è stato anche tutto il dibattito sulle intercettazioni, anche di questo ne abbiamo parlato in questa ultima settimana. Veniamo a un altro caso, perché dicevamo i temi sono davvero tanti e vorrei affrontarne diversi con voi. Bolsonaro, dopo quello che è successo nei giorni scorsi a Brasilia. Io farei proprio il punto della polemica che sta ancora montando soprattutto nel Padovano, attorno ad Anguillara, il comune che poco tempo fa ha concesso proprio a Bolsonaro la cittadinanza onoraria. Vediamo il servizio.
Condanna alle violenze e all'assalto alla sede del Parlamento di Brasilia da parte dei sostenitori di Bolsonaro, ma per il momento nessuna marcia indietro da parte dei consiglieri regionali leghisti che 4 anni fa mostrarono il cartello Bolsonaro Orgoglio Veneto a sostegno dell'ex presidente carioca. Luciano Sandonà, che nel novembre del 2021 insieme al collega Valdegamberi faceva parte della delegazione di consiglieri regionali presenti al pranzo in onore di Bolsonaro ad Anguillara Veneta quando gli venne consegnata la cittadinanza onoraria, non rinnega lo striscione. Abbiamo rimarcato l'origine del Presidente del Brasile, d'altronde l'avremmo fatto anche se il Presidente fosse stato eletto di origine veneta, fosse stato eletto negli Stati Uniti piuttosto che in Canada. Per noi rimane, diciamo, un punto fermo e anche una nostra forma di orgoglio da parte di noi veneti. Sandonà condanna le violenze di Brasilia, ma sulla questione della cittadinanza onoraria di Anguillara è chiaro. Per quel che riguarda invece la cittadinanza di Bolsonaro è stata data dal comune, è una persona, è stato presidente del Brasile, quindi di uno dei più grandi stati al mondo ed è di origine diretta veneta. Bolsonaro ha anche il merito di averci restituito l'assassino Cesare Battisti, che ha ammazzato 4 persone ed è stato condannato a un tribunale italiano. In Consiglio regionale però l'opposizione chiede che la cittadinanza onoraria venga subito ritirata. A distanza di 2 anni da quello che è accaduto in America e che Trump aveva in qualche modo sostenuto, quello che oggi sta accadendo in Brasile è molto pericoloso. È per questo che ho chiesto di ritirare la cittadinanza onoraria a Bolsonaro che era stata data dal comune di Anguillara. Non solo perché potrebbe scappare, ma anche perché credo che serva dire oggi che Bolsonaro non è orgoglio veneto, perché quello che ha fatto in Brasile, e non solo questo, ma anche come ha governato in passato quel paese, non merita di essere riconosciuto con orgoglio. Oltre a questo, Elena Ostanel chiede una presa di posizione forte contro Bolsonaro da parte dei consiglieri regionali di maggioranza, specie da quelli che lo hanno sostenuto mostrando il famoso striscione. Bisogna assolutamente che il Consiglio regionale, ma soprattutto i consiglieri che qualche anno fa lo hanno sostenuto chiamandolo orgoglio veneto e chi oggi continua a dire che è con orgoglio un veneto, debbano assolutamente cambiare idea e dare un segnale chiaro contro chi mette a repentaglio la democrazia. Ecco, Villanova, lei di fatto è stato chiamato in causa in questo servizio, però prima voleva aggiungere qualcosa su Crisanti, poi Crisanti e poi Bolsonaro. Prego Villanova. Volevo chiudere brevemente su Crisanti perché mi fa piacere sapere che l'ex professor Crisanti, ora senatore, si senta spesso col capogruppo del PD in regione, soprattutto mentre c'è una commissione che deve studiare proprio i fatti del Covid e non ha ancora chiuso i lavori. Questo mi sembra una cosa piuttosto grave. E come adesso il collega Possamai diceva che non è giusto che ci sia un contrasto tra politica e scienza, però guarda caso l'unico scienziato che non è andato in contrasto con la politica è finito in Parlamento col PD. Questi sono alcuni punti che andrebbero un po'. Scusate, Possamai, ecco. Battuta. Prego. Nel senso, dal 25 di settembre Crisanti, come è noto, come sta dicendo adesso Villanova, è un senatore del Partito Democratico, quindi certo che mi è capitato di sentirlo. C'è per inciso, come ben sa il capogruppo Villanova, io non sono nemmeno dentro la commissione Covid, posto che non serve niente di male a sentirlo, mi immagino. No, ma proprio non vedo il tema, ecco, mettiamola così. Ognuno ha gli amici che si merita. Comunque ricordo bene una foto di alcuni consiglieri del PD che subito dopo le elezioni fecero una foto con Crisanti, che dichiara anche di essere iscritto al PD da più tempo, quindi benissimo, nessuno lo dice. Devo dire, non c'è nessun problema e niente da nascondere. Però questo fa anche un po' specie nel pensare che possa essere una persona super partes quando dà dei pareri sulla regione. Detto questo, torniamo al caso Bolsonaro. A ciascuno il suo, perché appunto Villanova prima l'abbiamo vista con quello striscione Bolsonaro orgoglio veneto, lo ribadirebbe oggi? Ma guardi, quello era uno striscione che era stato esposto subito dopo l'elezione, stiamo parlando adesso, non mi ricordo, 2017-2018. A prescindere che nessuno di noi ha la palla di vetro, in quel momento, la palla di cristallo per
per predire il futuro. In quel momento lì era un presidente di origini venete che veniva eletto in una grande nazione, quindi sinceramente non ci vedevo e non ci vedo nulla di male. Dopodiché non spetta sicuramente a Eleanor Stanel o a nessuno della minoranza venire a dire cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo, se dobbiamo ricrederci delle posizioni. Io posso dire che anche la richiesta di dissociarsi, che è arrivata tramite richiesta sulla stampa, dissociarsi da quello che è successo in Brasile, quindi con l'assalto al Parlamento, è ridicola. Se sapete perché? Perché chiedere che ci sia una dissociazione vuol dire che per qualcuno c'è anche il minimo dubbio che qualcuno del nostro gruppo, quindi della Lega, possa in qualche modo appoggiare un assalto al Parlamento di uno Stato democratico e sovrano. E questo è qualcosa di ridicolo, perché noi abbiamo in tutti i casi sostenuto quelle che è l'esercizio democratico da parte del popolo di qualsiasi nazione, e abbiamo condannato ogni tipo di attività che vada contro le democrazie. Quindi per piacere chiedo ai membri dell'opposizione di smettere di fare questi comunicati stampa che hanno veramente del ridicolo, e lo ripeterò ancora un'altra volta. Quindi secondo lei Villanova la cittadinanza onoraria non dovrebbe essere toccata, insomma? No, la cittadinanza onoraria è stata decisa da un comune, mica dal Consiglio regionale. E del Consiglio regionale penso abbia partecipato uno, forse due consiglieri, ma nessuno io non ero presente, non erano presenti nessuno dei dirigenti del nostro gruppo, e quindi è una questione che riguarda un comune del Veneto. Cosa c'entra il Consiglio regionale? Il Consiglio regionale quando mai si è espresso per dare cittadinanze onorarie a Bolsonaro o chi che sia. Quindi sinceramente mi sembra una richiesta assurda anche quella della revoca, fatta in Consiglio regionale, lo facciano nel comune che è responsabile della decisione. Mica il comune o il sindaco ci ha chiesto un parere prima di concedere questa cittadinanza. Dice sarebbe un'intromissione, mai? No, nel senso che non metto in dubbio, perché conosco di persona Villanova, le sue posizioni e quindi il suo essere distante dall'assalto al Parlamento brasiliano. Dico solo che il motivo per cui, diciamo così, si richiedono prese di distanza non è neanche tanto legato secondo me ai consigli regionali veneti, però c'è un punto. Da stamattina gira un video di Salvini che io non conoscevo e non ricordavo, che alla festa della Lega di Cervia 2 anni fa, anzi 3 anni fa, scusatemi, diceva: i miei 3 riferimenti politici internazionali sono Putin, Bolsonaro, Trump, potete andarvelo a vedere perché è pubblico. E in cui lui dice perché lì si applica una vera democrazia, lì vince il popolo, eccetera, eccetera. Per cui che la Lega, non tanto la Lega Veneta, perché Zaia su questo è stato molto più prudente, ma la Lega nazionale, e quindi in particolare Matteo Salvini, ma con tanti altri compagni di strada, in questi anni abbia occhieggiato e amoreggiato con i peggiori, di fatto, esponenti del populismo internazionale, che poi tante volte scappa di mano. L'abbiamo visto a Capitol Hill l'anno scorso negli Stati Uniti, anche la fatica e l'imbarazzo con cui Salvini si è dissociato da Trump, e lo vediamo adesso su quello che sta succedendo in Brasile, ha un impatto politico pesante, perché evidentemente c'è un partito in Italia che in questi anni, con soggetti vagamente democratici, perché su Putin devo dire che sia un autocrate era già pubblico, che Bolsonaro avesse un concetto tutto suo della democrazia pur essendo stato eletto, ma che sul piano per esempio dei magistrati forzasse continuamente le norme del suo paese è altrettanto pubblico. Ecco, quindi difficile nascondere le dichiarazioni pubbliche di questi anni, che ripeto non sono state di Villanova, di Zaia, ma sono del leader di quel partito, quindi questo è un punto politico vero. Posso? No, perché mi viene un po' da sorridere, perché io sinceramente non conosco così bene la politica brasiliana, ma mi sembra che l'attuale presidente Lula sia stato condannato a 11 anni per corruzione, quindi sì, non stiamo parlando attenzione, condannato dopodiché prosciolto. Io ricordo al collega Possame una cosa, Trump mentre era in carica non sosteneva Salvini, sosteneva Giuseppe Conte, che era nel governo Conte 2 con voi. Diciamo che facevano a gara, ecco, facevano perlomeno a gara i due. E non mi sembra che vi siate fatti molte remore morali su rimanere al governo con Giuseppe Conte, che era appoggiato dal buon Trump. No, quindi, ricordo però che al momento era il governo con voi, era il governo con voi. No, non era il governo con noi, era il governo con voi in quel momento. Diciamo che in politica la verginità è sempre un optional, ma insomma, diciamocelo. E Grigoletto, come la risolve questa questione? Da amministratore comunale, lei è amministratore comunale di lungo corso, insomma, il comune di Anguillara dovrebbe ritirare o no questa cittadinanza onoraria?
Ma sì, ma perché no? Perché no? Siccome si dà e ammettere l'errore è segno, secondo me, anche di intelligenza, no? Si può sbagliare, per questo io sarei prudente. Ha ragione Alberto Villanova, nessuno possiede la sfera di cristallo. Ecco, però magari forse un po' di prudenza, magari anche rispetto ai passi falsi. È vero che lo dice Possamai che Salvini ha fatto in passato sostenendo Putin, sostenendo, quello sì mi pare che l'abbia sostenuto, no? Sostenendo quindi, e comunque essendo vicino alla politica di Trump, ora di Bolsonaro, forse avrebbe magari consigliato un po' di prudenza, ma io credo che la prudenza sia valida per tutti. Mi faceva un po' sorridere anche questo attribuirsi la collaborazione con il Movimento dei 5 Stelle, con il governo di Conte, il Conte 1 e il Conte 2. Beh, anche qui insomma voglio dire, non saprei proprio da che parte pigliarla, nel senso che tutti e due mi pare che con Conte abbiano avuto a che fare e continuino anche ad avere a che fare, nel senso che mi sembra che il PD stia rincorrendo i 5 Stelle, i 5 Stelle tuttora. Però se mi permette vorrei esprimere anche solidarietà nel contempo anche al capogruppo del PD in regione, perché insomma con le candidature non mi pare che sia andata molto bene alle ultime elezioni, perché tra Crisanti e la Scarpa mi pare insomma che qualche problemino ci sia. E lei, Grigoletto, si sta levando qualche sassolino dalla scarpa. Insomma, ricordiamo a chi ci sta seguendo, lei è stato per anni un esponente autorevolissimo del Partito Democratico a Treviso e a agosto di fatto ha lasciato il PD. Insomma, sappiamo cosa è successo in estate con le candidature, i malumori, i mal di pancia, e a Treviso la sua è stata l'uscita di scena dal Partito Democratico più eclatante per certi versi ed è approdato al terzo polo sostanzialmente. Sì, è così. Solo Grigoletto una cosa, con tutto il rispetto, nel senso che poi ognuno ha le candidature che sceglie di avere. Io nel mio collegio, o meglio nel collegio dove sto io, il terzo polo è eletto Carlo Calenda e l'ex ministra Bonetti. Intendo figure rispettabilissime, così come secondo me rispettabilissime sono anche quelle del Partito Democratico. Mi pare di capire che in tutti i partiti ci siano state, diciamo così, o candidature nazionali o candidature che non venivano direttamente dal territorio, quindi difficile attribuire patenti a destra o a manca. Meglio se ognuno si concentra sulle sue e prova a fare il meglio. Vale perfino per i paesi di centrodestra. Non attribuisco assolutamente patenti, dico soltanto che, e non parlo di territorialità, parlo di candidature imbarazzanti, ecco, perché che creano problemi. Insomma, io trovo sconveniente che un professore universitario che ha ingaggiato una polemica in questi termini in epoca di pandemia venga candidato senatore all'estero, peraltro, no? E che priva di qualsiasi esperienza e non voluto dal partito, perché tu lo sai bene che il partito non la voleva a livello provinciale e sia stata imposta dal tuo segretario, perché tu sei molto vicino a Letta, mi sembra stato avere una candidatura, e lo sia tuttora, imbarazzante. Dico solamente questo, non c'entrava la territorialità. Ha toccata pianissimo Grigoletto. A proposito di candidature, visto che stiamo parlando dell'estate, nell'estate 2022 uno dei nomi che veniva dato in pole position era per il Parlamento, era quello di Giacomo Possamai, dicevamo uno dei simboli del Partito Democratico in Veneto, no? Possamai giovane, competente, e tutti hanno detto, beh, insomma, è stato preservato dal Parlamento per poi farlo correre a Vicenza come sindaco di Vicenza, come candidato del centrosinistra. Scioglierà le riserve prima o poi Possamai, su quale è indirizzato, su quale onda è indirizzato? Intanto grazie per le parole di apprezzamento. Se mi permette una battuta, non mi ha preservato nessuno, nel senso che quella fu una scelta personale e l'ho spiegata anche qui da voi, l'ho spiegata in vari contesti. Pensavo e penso ancora, penso di aver fatto la cosa giusta, che questo fosse il momento di continuare un impegno sul territorio, che sia in Consiglio regionale oppure che sia legato alle amministrative di Vicenza, perché non mi pareva il caso di diciamo così, passare a livello nazionale, di candidarmi in Parlamento in questa fase, e questa era la scelta fatta in estate. Dal punto di vista della città, quello che mi sento di dirle è che
noi a breve, noi inteso come centrosinistra, ma anzi più in generale le forze politiche e civiche che stanno costruendo l'alternativa a Rucco e al centrodestra, a breve presenteremo la candidatura. Da parte mia, come tutti sanno, c'è solo una parola, ed è che io alle amministrative di Vicenza ci posso essere candidato in consiglio comunale per dare una mano o da candidato sindaco, questo lo vediamo nelle prossime settimane, ma poiché considero decisiva la partita delle amministrative di primavera e restituire alla città un'amministrazione che sia in grado di farla crescere, tutto il mio impegno sarà lì, e tra le altre cose è uno dei motivi della scelta che chiaramente mi ha portato a non andare in Parlamento qualche mese fa. Quindi buttiamola sul sentimentale, non sul politico. Che cosa le sta suggerendo il suo cuore? Di scendere in pista come... Non me lo farà dire, mi sta suggerendo di impegnarmi molto e vedremo in che modo. Ok, ma più o meno quando lo sapremo? Fra 2 settimane, 3 settimane? Guardi, vedo che il sindaco è molto timido, nel senso che noi abbiamo una condizione molto particolare in cui il sindaco uscente non si è ancora ricandidato, però ecco, a questo punto può essere che il candidato del centro-sinistra arrivi anche prima del candidato sindaco, del sindaco che si ricandida, perché ho visto che in un'intervista ha annunciato che sta aspettando il via libera dei partiti da Roma e che dovrebbe insomma essere ufficializzato entro febbraio. Io spero che la candidatura del centro-sinistra possa arrivare prima, quindi che possa arrivare entro la fine di questo mese. Villanova, lei che cosa si augura per il suo dirimpettaio, di fatto rivale poi politico, Possamai, perché rappresentati di fatto i 2 gruppi principali in consiglio regionale. Lei dove lo vede Possamai nei prossimi mesi? Ma io spero rimanga in consiglio regionale a lungo, che continui a lavorare in consiglio regionale, quindi spero che la città di Vicenza rimanga con la guida del centrodestra, come giusto che sia e come speriamo noi tutti della nostra coalizione. Dopodiché con il collega Possamai massima stima a livello personale. E sicuramente abbiamo un canale di comunicazione che penso sia anche utile dal punto di vista di quelli che sono i lavori del Consiglio, quindi mi auguro vivamente che rimanga con noi in Consiglio regionale. Anche perché c'è chi dice potrebbe essere un candidato ingombrante che porta via voti a Rucco. Lo hanno detto anche all'interno del centrodestra, anche tanti leghisti, tra virgolette, dissidenti. Guardi, questo non lo so, perché non abitando a Vicenza non conosco così bene quello che è diciamo, l'animo politico della città, però comunque ripeto, io credo se rimarrà in consiglio sarò felice. Se non sbaglio, ecco, mi ha sbloccato un ricordo. Marcello Bano, che era mio ospite qualche settimana fa, diceva appunto il Possamai a Vicenza vincerebbe senza problemi. Diceva Marcello Bano. Forse voleva buffare. Voleva buffare. Allora, guardiamo in casa trevigiana, perché tra le grandi città che vanno al voto c'è anche Treviso. Tra l'altro, vi dico già, vi do questa notizia, insomma è abbastanza importante. Questa sera con Ferdinando Avarino a Ring ci sarà una vera e propria esclusiva, perché di fatto parla per la prima volta, perché di questo stiamo parlando, Giorgio Denardi, imprenditore trevigiano che tutti danno come rivale in casa centrosinistra di Mario Conte. Lui non ha sciolto ancora le riserve, vedremo se lo farà stasera con Ferdinando Avarino. Però insomma c'è un terzo polo, che è un terzo anche incomodo a Treviso, perché alle ultime politiche voi avete superato anche la Lega in città. Quindi come il terzo polo cosa farà? Oggi si dice che c'è il via libera ufficiale di Calenda a Nicolò Rocco, è così, Grigoletto? Beh, allora intanto complimenti per essere riusciti a fermare, a bloccare la primula rossa di Denardi, e tutti quanti ci auguriamo che stasera attraverso la vostra emittente finalmente decida se scendere in campo o meno, perché tutti quanti lo chiedono, insomma, e lo cercano e non si capisce insomma che cosa. Ormai il giro di sindaci erano 2 peraltro, li ha finiti. È vero che è un livello il suo molto inferiore rispetto a Tommasi e a un Giordani,
Però insomma adesso il giro, le consultazioni avrà fatte e speriamo decida appunto, sciolga le riserve. E per quanto riguarda il terzo polo, sì, ottimo risultato devo dire alle politiche, teniamo conto comunque che le amministrative sono sempre storicamente, elettoralmente un'altra cosa. In ogni caso una domanda di terzo polo, ripeto, c'è nel nostro territorio ed è giusto a questa domanda tentare di dare una rappresentazione e una rappresentanza. Anche quindi se correrete da soli questo? Assolutamente da soli. Okay. Sul fatto che ci sia l'imprimato, l'investitura di Calenda, non c'è nessuna investitura da parte di Calenda, nel senso che Calenda ha chiamato e ha detto il candidato è questo. Calenda quando è stato qui con i contatti che ha avuto con i nostri coordinatori provinciali, Mattina Cancian e Vittorio Lago, insomma chiaramente ha fatto presente il profilo di un candidato che deve essere un candidato che ha esperienza amministrativa, che insomma abbia maturato delle competenze sul campo. Io penso che Nicolò Rocco, che è l'attuale capogruppo in Consiglio Comunale, ha 10 anni di esperienza amministrativa, 10 anni che è consigliere comunale, prima di maggioranza, ora di minoranza, ma insomma ha delle esperienze importanti anche dal punto di vista professionale, quello che ha portato il TEDx a Treviso, insomma sia un profilo giovane peraltro, un giovane che lavora, perché quando ero nel PD e ho polemizzato e sono uscito, come lei ricordava, dal PD per la questione delle candidature contro la scarpa, io non ce l'avevo affatto con i giovani, io sono favorevole a quei giovani che si impegnano in politica, che però hanno un lavoro e hanno un po' di esperienza. Quando si va in Parlamento a fare una legge e non si è mai passati per un consiglio comunale, non sa cosa sia una delibera di consiglio comunale, io penso che non sia il profilo adatto. Nicolò viceversa queste caratteristiche le ha. Questo non è deciso, nel senso che le candidature sono nelle mani dei nostri coordinatori provinciali. Io penso che non tarderanno a ufficializzare una candidatura, io penso una settimana, due. Sarebbe bello però sapere quali sono anche, uno lo sappiamo, è il sindaco uscente Conte, che da noi rispetto a Vicenza è meno timido, Mario Conte, diciamo che è riottoso e refrattario invece il candidato della sinistra, che secondo me ha sbagliato comunque anche a pensare l'entrata, ammesso che sia entrato in campo perché ancora non si è capito, ma insomma la sua disponibilità come profilo civico che chiede l'appoggio di tutti. In realtà è chiaro, è palese che è il candidato della sinistra. Insomma, vedremo cosa dirà questa sera Giorgio Denardi a Ring, al nostro Ferdinando Avarino. Villanova, chiudo questo blocco con lei, poi andiamo in pubblicità e parliamo di caro benzina e altro. Conte insomma non si discute, Conte ha già lanciato la sua candidatura, il vostro uomo di punta alle prossime politiche, non solo a Treviso. Confidate molto in Mario Conte? Mario penso che a prescindere dalle appartenenze politiche sia un ottimo sindaco di Treviso, penso rappresenti al meglio quella che è la cittadinanza e ripeto a prescindere da quella che è l'appartenenza di un partito della Lega o più o meno. Lui rappresenti bene la città, l'abbia fatta decollare dal punto di vista dell'attrattività e dal punto di vista turistico. Treviso è una città molto viva e questo lo si vede percorrendola, e penso che abbia governato veramente bene in questi anni la città, quindi io non do la partita per vinta assolutamente. I miei passati sportivi mi fanno sempre titubare quando si dice è già chiusa, ma io voglio considerare questa una partita difficile come tutte le elezioni, dove sicuramente Mario Conte saprà dare il massimo insieme alla sua squadra e saprà portare a casa un ottimo risultato, ma soprattutto perché ha governato bene questi anni. Dopodiché effettivamente Mario è un amico con cui si collabora anche dal punto di vista proprio di quello che è l'aspetto partitico, ma ripeto, per quello che riguarda l'amministrazione di una città questo conta, secondo me conta meno, conta la bravura e conta saper rappresentare e amministrare una città al meglio. Allora facciamo così, qualche istante di pubblicità e ci ritroviamo subito dopo per l'ultimo blocco, a fra pochissimo. Di nuovo in onda con Roberto Grigoletto, terzo polo, Alberto Villanova, capogruppo della Lega Liga Veneta in Consiglio regionale, Giacomo Possamai, capogruppo del Partito Democratico, tra l'altro Consiglio regionale che è tornato a riunirsi questa mattina alle 10:30. Come stanno procedendo i lavori? Perché mi sono stampato qui l'ordine del giorno, vedo una raffica di risoluzioni. Villanova, a quale siete?
Oggi siamo all'11° punto all'ordine del giorno, mi sembra. Abbiamo finito l'11° punto. Oggi comunque è una giornata dedicata alle mozioni e alle risoluzioni, quindi quelle che sono le proposte dei vari consiglieri regionali. È giornata di grande discussione, quindi di solito in queste giornate non mancano mai le scintille dal punto di vista politico. Anche perché vedo la prima, per esempio, era primo firmatario Cristina Guarda per l'adesione della Regione del Veneto alla rete nazionale delle pubbliche amministrazioni antidiscriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identità di genere. È passata questa mozione, sì, no? No, non è passata. Non è passata? Non è passata e vi spiego anche perché. Perché, beh, come dicevo prima, per quello che riguarda gli appelli al fatto di dissociarsi, siamo un po'... per il caso Bolsonaro, siamo un po' stufi di ricevere dall'opposizione quasi delle lezioni di moralità su come bisogna comportarsi nei confronti di chi ha, diciamo, delle preferenze sessuali diverse per omosessuali, LGBTQ+ o compagnia. Vedete, noi abbiamo una posizione molto neutra in questo senso, cioè io credo che la libertà sia una cosa sacrosanta, ognuno abbia la libertà di comportarsi, di amare chi vuole, come vuole, nel rispetto assoluto del prossimo, però siamo anche un po' stufi di ricevere lezioni costantemente dall'opposizione, da alcune parti dell'opposizione che si schierano come se noi fossimo dei trogloditi che girano con la clava in spalla e una pelle addosso, o che vogliono andare a avere delle posizioni contro qualcuno. Questo non è sicuramente Quindi la posizione. immagino sia stata respinta, vedo qui, anche la proposta di Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, Veneto Pride, mai più discriminazioni, d'ora in poi la Regione partecipi in veste ufficiale. No, non è stata, perché non l'abbiamo discussa, perché mancava la Baldini in aula. Mancava la Baldina. Possamai, su questo punto, ecco, è molto interessante. Voi cosa avevate sostenuto, immagino, la proposta della Guarda? Questa volta le lezioni, devo dire, non c'entravano niente, nel senso che era una mozione della collega Guarda che semplicemente chiedeva che la Regione Veneto, insieme ad altre istituzioni pubbliche, partecipasse a una rete che si chiama REDI, che sui temi appunto LGBT in particolare si confronta, fa attività comuni, buone pratiche, quindi una cosa molto semplice, molto neutra, anche nel senso che semplicemente vuol dire stare dentro una rete di amministrazioni pubbliche che condivide delle buone pratiche, delle attività. La bocciatura per noi è stata abbastanza incomprensibile, anche perché, l'ho detto anche in aula, il presidente Zaia in questi ultimi mesi ha dato messaggi molto forti in questa direzione, dicendo che il centrodestra sui temi etici, compreso il tema dell'omofobia, deve assolutamente cambiare passo, cambiare immagine, non deve essere più quello di 20 anni fa, cito testualmente, e quindi il fatto che la stessa maggioranza abbia deciso di bocciare una risoluzione come questa, che era, ripeto, semplicissima e quasi tecnica per certi versi, è stato davvero difficile da capire, difficile da comprendere. Quindi lei dice non era ideologica? Tutt'altro, adesso non voglio leggerla perché non credo che sia il momento, però se uno la legge, la vede che di ideologia proprio non c'era assolutamente niente. Il terzo polo non è presente in Consiglio regionale per ovvi motivi, insomma. Se lei fosse stato in Consiglio regionale, Grigoletto? Il terzo polo avrebbe assunto una posizione diversa e assume una posizione diversa rispetto a questi temi, che sono temi molto importanti, che vanno accompagnati, vanno assolutamente legittimati, e però anche qui vanno deideologizzati, perché questo è il grosso problema. Allora il terzo polo si pone appunto come alternativo anche nel modo di fare politica, con una certa pragmaticità da un lato, ma per uscire anche dall'ideologia. E questa cosa di approvare le mozioni, di introdurre attraverso delle battaglie politico-ideologiche, ha fatto il tempo che trova, e secondo me non va nemmeno incontro alle reali richieste e aspettative anche di un mondo che ha un diritto di essere riconosciuto e di essere accompagnato. E io penso piuttosto che farebbero bene in Consiglio regionale, se il terzo polo ci fosse, immagino, potrebbe fare anche un'azione di questo tipo, intervenire più sul piano culturale e formativo. Allora, per quale motivo, ad esempio, a livello regionale non si introduce qualche provvedimento, qualche legge magari regionale che possa introdurre nelle scuole anche dei percorsi di accoglienza, di tolleranza, di accettazione, di convivenza? Io penso che di questo ci sia bisogno, di agire sul piano formativo e sul piano culturale. Non è a colpi di mozione, a mio avviso, che il problema si risolve, è soltanto
soltanto una singolare attenzione semplicemente per accaparrarsi dei voti. Io penso che questa politica abbia leggermente stancato. Grigoletto ha esperienza per sapere che però questo discorso lo deve rivolgere più a chi governa, nel senso che siccome gli è capitato in vita di governare, chi governa può assumere questo tipo di decisioni, noi possiamo fare al massimo emendamenti, interventi. Noi dal punto di vista politico quello che possiamo fare è appunto presentare mozioni o documenti che chiedano alla Giunta di fare interventi. Se mai ci dovesse capitare di governare questa regione, stia sereno Grigoletto tutti quanti, che noi da questo punto di vista segneremo sicuramente una differenza. Ma il sereno ha portato male al tuo segretario Letta, francamente, ma al di là di questo, lo dico anche a te di essere sereno, ma soprattutto anche, però tu sei maestro in questo perché hai una lunghissima, anche se sei giovane, insomma, sei un uomo politico e quindi da tempo, insomma, fai politica, tanti anni, però mi insegnami tu allora che è la Giunta o il Consiglio regionale che fa le leggi, come funziona? Voglio dire, non dirmi che puoi solamente fare mozioni, voglio dire, penso che ci possa avere io ho detto una cosa diversa. No, ho detto una cosa diversa, e cioè che come ben sai il Consiglio vota le leggi, ma per votare le leggi in un Consiglio serve una maggioranza, di conseguenza oggi la maggioranza è 40-10 tra maggioranza e opposizione. Noi quello che possiamo fare è, per esempio, su leggi o proposte che arrivano dalla Giunta o dai consigli di maggioranza, proporre modifiche, emendamenti, oppure proporre leggi noi stessi, ma senza un appoggio della maggioranza in Consiglio regionale così come in Consiglio comunale è strutturalmente impossibile far passare provvedimenti. Dovreste fare cose diverse, forse, no? Può essere magari provare a fare cose diverse rispetto a quelle che sono state fatte finora e che vi hanno bocciato. Per esempio magari intervenire, come dicevo prima, su percorsi sul piano formativo, sul piano culturale, sul piano anche dell'attività scolastica, ad esempio. Potreste proporre qualcosa di questo tipo, piuttosto che, insomma, la rete Redi da quanti anni è, in quanti consigli comunali, è transitata anche da noi anni fa in consiglio comunale, ma se queste cose evidentemente non riescono a sfondare, permettimi il termine messo tra virgolette, è chiaro che bisogna provare anche altre modalità. Questo chiedo, certo che la maggioranza, chi governa ha la responsabilità, ma forse anche l'opposizione, e ci metto anche il terzo polo, deve provare anche a immaginare anche nuove forme magari, no? E tu che sei giovane probabilmente un po' di creatività e inventiva più degli altri ce l'hai. Questo intendevo. Ringrazio, grazie davvero. Grigoletto. Possamai, capogruppo Partito Democratico, Villanova, vi lascio al Consiglio regionale a questa raffica di mozioni, insomma non mancheranno nuovi spunti anche per i prossimi dibattiti. Grazie, grazie. Allora, in ultimissima battuta vi ricordo il sondaggio di Ring, questa sera che ritorna alle 21:15 con Ferdinando Varino, accise benzina alle stelle, colpa del governo, dovevamo parlare anche di questo ma non ce l'abbiamo fatta, se sì il numero in verde 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. Vedremo nelle prossime ore tra l'altro se ci saranno delle misure, se il governo annuncerà qualche azione. Sappiamo che ci sarà comunque un tavolo tra la Guardia di Finanza e la Premier Meloni per questi controlli a tappeto nei distributori. Abbiamo parlato nel corso di questa prima edizione con i gestori delle pompe di benzina e non sono propriamente favorevoli a questa ipotesi, perché dicono i guadagni stanno altrove, andate a bussare alle porte delle compagnie petrolifere. Insomma il tema c'è e insomma riguarda tutti noi, riguarda le nostre tasche. Ritorniamo in diretta alle 18:30, sì, gli ospiti di Ring, oltre a Giorgio Denardi, quindi a questa primula rossa, l'ha definita Roberto Grigoletto, ci saranno Nicola Talmi della CGIL, Francesca Bressanin, Partito Democratico, Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia e Dimitri Coin, onorevole della Lega. Così a Ring questa sera a partire dalle 21:15. Noi rientriamo in diretta alle 18:30 con l'edizione regionale. Grazie a Alberto Piovesan e Francesca Pezzo dalla regia. Grazie a tutti voi, buon pomeriggio.